Buongiorno a tutti, cominciamo. Mi presento, sono Mauro Gallinaro, sono il presidente di Laboratorio Europa, Giovani per il PPE. Volevo ringraziare tutti per la vostra presenza e fare un breve saluto per ringraziare innanzitutto i nostri relatori, il direttore Marco Tarquinio, l'europarlamentare Antonio Cancian, il segretario generale Antonio Lopez e, credo sia in arrivo, il segretario Giorgio Santini. Laboratorio Europa, lo dico, molti di voi già lo sapranno, è un'associazione nata nel 2009, fatta di ragazzi e ragazze che promuovono e condividono i principi del Partito Popolare Europeo. Li promuovono attraverso convegni, workshop come quello di oggi. Siamo partiti nel 2009 dopo le elezioni europee del 2009 appunto di giugno. Abbiamo avuto una prima esperienza a Jesolo nell'ottobre 2009, che come io si chiamava un'etica per l'Europa del futuro, e continuiamo nella nostra attività credendo che nell'aggregazione e nella condivisione di quelli che sono i principi del Partito Popolare Europeo possa esserci l'essenza per la politica del domani. Noi crediamo che bisogna avvicinarsi alla politica e non allontanarsi, perché portando i nostri contributi all'interno della politica è proprio in questo terreno che questi contenuti devono essere messi nella forma per essere applicati. Io ringrazio tutti per la vostra presenza, non voglio rubare altri minuti perché ci sono relatori importanti. Adesso c'è un saluto da parte del sindaco di Mareno di Piave e do la parola a lui e ringrazio ancora tutti quanti. Grazie. Grazie, buongiorno a tutti, benvenuti a Mareno di Piave, in questa sala del Centro Culturale, a parlare d'Europa e di politica. L'Europa, la nostra piccola amministrazione locale, piace e mi viene in mente un documento di qualche anno fa, mandato poi a tutte le massime cariche dello Stato, che diceva: meno male che c'è l'Europa che ci obbliga a contenere la spesa, altrimenti per l'irresponsabilità o la leggerezza di chi amministra la nazione il debito pubblico salirà all'infinito, creando un danno irreversibile. Quando ho scritto questo documento, mandato a tutte le massime cariche dello Stato, al Presidente della Repubblica, al Presidente del Consiglio, a tutti i ministri, tutti i parlamentari del territorio che ci rappresentano, il debito non arrivava a 1.700 miliardi di euro. Oggi lo sapete bene che sfiora i 2.000. Allora si diceva in questo documento che 70 miliardi di euro rappresenteranno un danno irreversibile che si tradurrà senza nessun'altra alternativa in più tasse e meno servizi. Io tutt'oggi vorrei essere smentito se questo problema del debito ha una soluzione alternativa. Credo che capiterà gioco forte sulle teste degli italiani, i quali, o rinunciando a servizi o aumentando con un aumento dell'imposizione, contribuiranno al debito pubblico. Per cui dico personalmente, anche a nome dell'amministrazione che rappresento, sentiamo la necessità di allargare i territori, di allargare e mettere in comune le problematiche e le soluzioni, in modo che il comune diventi provincia, la provincia diventi regione, la regione Stato e tanti Stati facciano uno Stato più grande, più potente per poter competere a livello internazionale con forze maggiori. Buona giornata, buon lavoro a tutti, do il benvenuto anche ai relatori importanti come venuti a Mareno e anche a loro auguro di raccontarci cose interessanti. Io mi aggrego alle due persone che sono intervenute, il mio sindaco, adesso sono andato a abitare a Conegliano, ma sei sempre il mio sindaco. Io l'ho fatto qua per tanti anni e quando vivo a Mareno è sempre un'ottima idea, è una bella sala, una bella accoglienza e poi ci porta fortuna a Mareno, quindi credo che valga la pena di insistere. E naturalmente a Mauro che con i suoi amici si stanno impegnando per fare delle iniziative che soprattutto in questo momento le riteniamo, se non indispensabili, molto utili. Grazie a tutti di essere qua oggi e credo che bisogna sfruttare, tra virgolette, queste 2 ore che abbiamo per cercare di dare
qualche momento di riflessione e ricevere anche qualche conforto e supporto, perché ne abbiamo assolutamente bisogno per proseguire, diciamo, nell'attività e rivedere questa politica per il prossimo futuro. Avrò modo poi di intervenire, ma diciamo, il maestro nostro qua di sala è il dottor Tarquinio Marco, che ringrazio vivamente di essere qua con noi. Ha fatto uno sforzo importante per esserci e mi ha fatto molto 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 piacere, perché lo leggo spesso, lo leggiamo spesso e credo che certi valori e certi principi che lui ci fa leggere siano molto utili per la nostra vita quotidiana. Antonio, io grazie veramente, ci siamo visti a Bucarest, ho insistito molto, so che ti ho prelevato con forza, ma ci tenevo che tu fossi qua con noi. Manca Santini, che è il più vicino di casa, che ancora non conosce bene Marino, ma dopo di questo convegno credo che ne uscirà bene anche sotto il profilo geografico, che saluteremo quando arriva. Ecco, io adesso cedo il microfono al dottor Tarquinio per dare inizio a questa nostra mattinata. Grazie. Grazie per questo invito, la responsabilità che mi avete affidato di coordinare un po' la riflessione comune di questa mattina. Io vengo per la prima volta a Marino di Piave, sono un giornalista, in questo momento dirigo Avvenire, nel quale lavoro da diversi anni. Sapete che il mio predecessore è un figlio di questa terra, di Noboffo, che è un grande amico, una persona che stimo, una persona pulita e una persona degna, che ha costruito una comunità di lavoro, il giornale nazionale di ispirazione cattolica di straordinario rilievo. L'incontro di oggi ha un tema impegnativo, un po' vicino, non so se si sente bene. Si può aumentare il volume qua? È un tema impegnativo per gli Stati Uniti d'Europa contro la crisi, cresca l'Europa, destini e sovranità nazionale. Ed è importante che un tema di questo tipo venga affrontato in una realtà viva come questa. Mi capita per il mio lavoro, che è quello di fare un giornale che rimane edicola tutti i giorni, tranne il lunedì, il giornale cattolico, la domenica la considera, se no non potrei essere qui stamattina in questa maniera distesa e tranquilla. Che cerca di raccontare la realtà del nostro paese e del mondo più grande, in un momento di grandi distrazioni. Diciamo, il nostro lavoro, il mio lavoro mi porta a incontrare spesso la realtà del nostro paese, da nord a sud. E c'è un paese bello, è vero, che non trova rappresentazione nel grande circuito mediatico, che non viene raccontato. Poi si è fatto da gente che lavora, che fa impresa, che si scontra con le difficoltà di ogni giorno ma non si rassegna, che ha un'idea seria di quello che è e di quello che prepara per i propri figli. Il sindaco poco fa ricordava uno dei numeri di questo paese, il suo debito pubblico, sta navigando verso i 2.000 miliardi di euro, una cifra che fa tremare le vene dei polsi. A me piace mettere sempre accanto a questo numero altri due numeri che danno un'immagine più completa del nostro paese. Un paese che ha 4.500 miliardi di patrimonio pubblico e che ha circa 8.500 miliardi di ricchezza prodotta dalla sua società civile. Questo non è un paese che sta soffocando, è un paese che ha tante energie e ha bisogno di poterle mettere a disposizione del suo presente e del suo futuro. Questa è la grande sfida che la politica deve saper accogliere e alla quale deve saper rispondere in Italia. Veniamo da 18 anni, quelli che io chiamo del bipolarismo furioso, nei quali
questa sfida non è stata affrontata in maniera adeguata. Cioè non saremo nella condizione in cui siamo adesso, in cui ci dibattiamo da un anno e mezzo circa. Cioè non saremmo arrivati ad avere un governo, che è un governo di tecnici, cioè di persone chiamate dall'esterno rispetto al processo democratico di designazione della classe dirigente, che sta traghettando il paese fuori da secche drammatiche, o come dice il Presidente del Consiglio in carica, lo sta portando lontano, ma dice mai molti, dall'orlo del baratro, al quale si era affacciato pericolosamente, nel quale stava scivolando, pagando un prezzo molto alto. Il prezzo più alto di tutti, ancora una volta, è un prezzo politico. Questo governo poteva nascere con una base politico-parlamentare minimamente rappresentata anche al suo interno. Purtroppo non è stato così, all'ultimo momento si sono sfilati alcune personalità. Intanto è arrivato il segretario generale aggiunto della CIS, Santini. Poteva avere questa base, la faccio breve e chiudo questa breve introduzione, poteva avere degli esponenti politici anche al proprio interno, questo lo sarebbe fatto, avrebbe stabilizzato ancora di più il governo, l'avrebbe reso più in grado di fare qualcosa di significativo oltre la razionalizzazione della spesa e l'aumento della pressione fiscale che sono state fatte, nel senso tanto auspicato da tutti della crescita. La politica ha fatto un grande sforzo, ricordiamoci da dove venivamo, i 18 anni in cui neanche si parlavano, non erano avversari come eravamo abituati a concepirli dopo la grande battaglia del 48, nella cosiddetta Prima Repubblica c'è stato uno scontro serio, ma tra persone che alla fine nelle grandi differenze si rispettavano. C'erano momenti in Parlamento drammatici, ma il grado di delegittimazione reciproca che abbiamo vissuto in questi anni, e pensare che da questo è riuscito a partorire, è riuscito a venire fuori una maggioranza che sia pure in maniera imperfetta, come ho accennato, ha saputo reggere lo stesso governo, è quasi una cosa quasi incredibile. Chiaramente è un episodio questo, dobbiamo tornare alla fisiologia del rapporto tra le forze politiche e le grandi correnti ideali del paese. Allora c'è un grande problema su questa strada. Il grande problema è capire che cosa ci sarà al centro della scena politica e nella parte, diciamo meglio, nella parte che del nostro paese viene definita abitualmente l'area moderata riformista, a fronte di un'area di sinistra che si è riorganizzata e che ha stretto un patto, come si è visto, fra Pierluigi Bersani e Luigi Vendola, quindi un'alleanza molto di sinistra-sinistra, diremmo, con la terminologia che abbiamo usato per anni. A me piace dire che somiglia un po' alla gioiosa macchina della guerra del 94, quella che aveva messo in piedi Bocchetto. Non è che porti molto fortuna dirlo, questo a chi la mette in piedi, però io lo dico perché è oggettivo il dato, no? Ecco, c'è un grande problema che è quello chi rappresenta una parte del paese. In questo momento c'è una sorta di buco. Questo, guardate bene, è un problema per l'Italia ed è un problema per l'Europa. Proprio anche nel processo di costruzione di questa Europa unita di cui evochiamo l'importanza e la necessità nel titolo dell'incontro di oggi. Senza il contributo dell'Italia, che è uno dei grandi paesi fondatori e uno dei perni dell'idea stessa d'Europa, non si va da nessuna parte, che se ne pensi in qualche altra parte di questo mondo. Senza il contributo dei grandi paesi mediterranei, qui abbiamo il segretario generale del Partito Popolare Europeo, che è rappresentante del Partito Popolare, il partito principale in Spagna in questo momento. Anche loro vengono da un altro bipolarismo furioso, stanno dentro dopo gli anni di Zapatero che hanno spaccato radicalmente il paese, lasciando delle ferite profonde anche nel dibattito pubblico e nella stessa società spagnola. Ecco, il rischio in Italia in questo momento è anche che si prenda una deriva di tipo zapaterista, perché è evidente che l'alleanza a cui vi ho fatto cenno prima, Bersani-Vendola, con Vendola accresce i contenuti di tipo radicale di sinistra dentro quella proposta politica. È molto importante che questi elementi possiamo analizzarli con delle persone che rappresentano
impegno nel nostro cosiddetto sociale, tante volte definito prepolitico. L'attività sindacale a me fa un po' sorridere quando la definiscono prepolitica, è un'idea della politica nella quale si concorre in diversi modi al bene comune e lo si fa stando là dove si è, facendo impresa, rappresentanti i lavoratori, insegnando questa scuola troppo poco apprezzata nelle valutazioni generali del nostro paese tante volte. Quindi c'è la società, c'è la politica europea al massimo livello, proprio il partito di riferimento di quell'area moderata e riformista che sarebbe così importante che trovasse in Italia una rappresentanza degna, e c'è Tony Canciani che gioca in casa e che è un parlamentare europeo impegnato sulle cose vere, i problemi concreti dell'Europa che si fa e deve fare regole per la vita dei cittadini. Io allora la prima domanda che porgerei è proprio questa. C'è spazio, che lo spazio ci sia sì, per una ricostruzione di un'area capace di interpretare, un'area politica capace di interpretare l'area sociale che c'è nel nostro paese e che chiede di essere rappresentata, oppure lo spazio l'abbiamo consumato tutto nelle polemiche e negli antagonismi e nei personalismi che hanno segnato in questi anni la vicenda di quello che erano i partiti in un modo o nell'altro eredi della tradizione democratico-cristiana e degli altri partiti di alleanza diciamo di ispirazione laica ma chiaramente democratica, che con la DC hanno condotto il grande lavoro di modernizzazione del paese. Cominciamo con Giorgio Santini. Grazie. Scuso per il ritardo dovuto all'imperizia mia nel trovare i posti. Grazie per l'invito e anche grazie per questa opportunità di affrontare temi che sono, come credo tutti potete considerare facilmente, sono di strettissima attualità e anche di grande necessità in questo momento. Dal punto di vista di una forza sindacale, insomma, dal punto di vista del mondo del lavoro, c'è una grandissima necessità di dare alla situazione politica italiana uno sbocco che sia uno sbocco innanzitutto di governabilità, perché noi vediamo in questo momento la fase, veniva già detto, lo ripeto solo brevemente, è una fase anomala. Abbiamo un governo appunto nato da un fallimento di una situazione politica che non ha trovato le sue combinazioni, le sue coalizioni in grado di governare, e questo però avviene nel momento davvero più difficile della nostra epoca recente, con questa situazione economica che non migliora assolutamente, con i vincoli di bilancio strettissimi che tutti conosciamo, che stanno determinando tutti i guai che purtroppo siamo costretti ad affrontare giornalmente dal punto di vista delle famiglie, dal punto di vista dei lavoratori, dal punto di vista delle imprese, delle comunità, da tutti i punti di vista in cui fossimo collocati, e soprattutto c'è bisogno di una governabilità, di una politica in grado di affrontare dei problemi, perché la via di uscita da questa situazione non è assolutamente facile, non è assolutamente breve, sarà di lungo periodo e avrà bisogno di scelte molto molto importanti, oltre quelle già importanti anche se dolorosissime che è stato chiamato a fare il governo attualmente in carica. Quindi come amiamo dire anche noi nelle nostre discussioni, sbaglia chi pensa che questa crisi sia una parentesi aperta qualche anno fa e che tra qualche tempo si chiude. Non ci sarà questa parentesi che chiude la crisi, perché è una fase di trasformazione molto profonda che ha bisogno di immaginare un'uscita che sia all'altezza di quei problemi da risolvere di cui abbiamo già accennato. E quindi serve tantissimo nel nostro paese, proprio serve una capacità
della politica di esprimere governabilità, non in senso, come dire, solamente di ordinaria amministrazione, non in senso di emergenza come è stato il governo tecnico, ma in senso proprio di affrontare in maniera convinta queste scelte che ci potranno augurabilmente mantenere dentro il meccanismo dello sviluppo e portarci quindi fuori da questa situazione così grave della crisi. Questo è il punto per noi di riferimento. Naturalmente dire questo significa da un lato fare l'analisi che faceva adesso il direttore Tarquinio dell'attuale offerta politica italiana che è sul tappeto, che è sicuramente ancora molto molto nebulosa, o meglio si sta configurando in un'area, quella diciamo che un tempo chiamavamo centro-sinistra, ma che giustamente come lui diceva si sta oggi configurando più come una sinistra tendenzialmente anche radicale, anche se c'è ancora un'incognita a mio avviso da considerare con un po' di attenzione queste primarie che vengono svolte in quello schieramento, con questa novità anche emersa in queste ultime settimane della proposta dell'attuale sindaco di Firenze, che è una variabile, un'incognita insomma che merita di guardare con attenzione, a mio avviso anche di incoraggiare all'interno di quel mondo per cercare di promuovere un vero cambiamento che non ci sarà se le cose rimangono come sono. Ma al di là di questo poi il resto è oggettivamente molto, molto confuso. Io non voglio commentare i fatti delle ultime ore perché mi paiono francamente un po', come dire, un tentativo di ritorno a scenari impossibili e improbabili. Credo che ci sia il problema per le forze, per esempio per quanto riguarda il sindacato, che chiedono questa rappresentanza dei problemi del Paese dentro le scelte della politica, di ragionare seriamente su come si può aggregare un'offerta politica, diciamo, che rappresenti in parte la prima parte di quella che è stata l'agenda di governo. Io amo dire che Monti, quando fu insediato, usò 3 parole. Quella prima l'ha messa in pratica, quella del rigore, ma lui in quel discorso introduttivo in Parlamento, insediamento, disse 3 parole, disse il rigore, la crescita e l'equità. Con tutta evidenza si è fermato al rigore. Per necessità, per insufficienza, questo ognuno ha la sua opinione. Sicuramente mancano, in quell'agenda Monti, mancano 2 elementi importantissimi sia per lo sviluppo sia per la coesione, cioè politiche per la crescita e politiche per una maggiore equità sociale, per una maggiore equità anche diciamo di natura civica, per una maggiore capacità di dare al Paese quel profilo anche appunto di essere maggiormente coeso al proprio interno, che sicuramente come vediamo non si riesce a fare. Allora la prima cosa che io penso dovrebbe nascere, dovrebbe trovare la forza di aggregarsi, lasciando da parte vecchi contenitori o anche rappresentanze diciamo di partito che sono palesemente in questo momento insufficienti. Dovrebbe esserci uno sforzo, il tempo è molto poco e probabilmente è anche diminuito dopo i fatti di ieri, comunque diciamo è molto poco in ogni caso, aggregarsi un insieme di realtà rappresentative del mondo politico in senso stretto, ma anche della realtà associativa, della realtà economica, della realtà sociale, della realtà anche di chi ha delle proprie proposte in senso puramente civico, e i riferimenti cominciano a delinearsi, insomma abbiamo visto, c'è questa esperienza positiva a cui ho partecipato, c'era anche il direttore Tarquinio proprio qualche giorno fa del forum delle associazioni del mondo diciamo cattolico che hanno attinenza all'economia e al lavoro, che hanno espresso su questo un desiderio, un impegno anche di dare un contributo a questo ipotetico diciamo ma necessario raggruppamento. E poi si delineano anche altre ipotesi appunto delle forze politiche centriste in aree forse anche di quello che era, non so poi come si chiamerà, il partito del Popolo della Libertà, di forze che invece sono aggregate attorno a personalità
a manifesti come ad esempio i temi, diciamo, legati all'economia portati avanti dal movimento di Giannino e Boldrini. Insomma, ci sono varie diciamo, istanze che a mio avviso credo potrebbero in maniera molto convinta e secondo me con un carico anche di passione politica, di portato di innovazione, riaggregarsi attorno a questo completamento in senso di sviluppo, in senso di equità sociale di quella che diciamo era l'originaria Agenda Monti. E questo mi pare il punto, insomma, su cui provare davvero non tanto a immaginare organigrammi quanto a capire se esiste una risposta che chi vuole impegnarsi a dare può dare alle aspettative molto alte delle persone che fanno parte appunto del lavoro, dell'impresa, delle comunità, delle famiglie, che hanno bisogno di questo oggi dalla politica, cioè di una risposta seria, non populistica. Guardate, io sono terrorizzato dalla campagna elettorale, perché sarà di nuovo il luogo delle promesse, dei fuochi fatui, di quello che danneggerà il nostro... Noi abbiamo due esempi che hanno colpito sia il centro-sinistra sia il centro-destra, due esempi concreti proprio nelle ultime due legislature di errori nati nelle campagne elettorali. Il centro-sinistra l'ultima volta riprese il governo dicendo che avrebbe cambiato una riforma delle pensioni che era stata fatta dal centro-destra, e purtroppo poi la cambiò quella riforma delle pensioni, tornando indietro, andando contro tendenza, e lì cominciarono i suoi guai nel non riuscire a far pagare poi più i conti. Il centrodestra riprende il governo all'insegna aboliamo le tasse, l'ICI famose eccetera, e incredibilmente lo fa, quindi vittima delle proprie promesse, lo fa, guardate, un mese prima che scoppiasse la più tremenda crisi economica del nostro paese, del nostro continente, del nostro occidente. Cioè, se la cifra sarà questa, cioè quella che la campagna elettorale sarà lo sport, diciamo, di chi promette la via più facile, la via più accattivante per uscire dalla crisi, il paese non avrà nessuna speranza, perché davvero è lo stesso massimalismo, lo stesso, diciamo così, populismo di quel movimento che tutti conosciamo, che sta non a caso sulle macerie dell'antipolitica e dell'anti, diciamo, capacità di offrire proposte razionali, quando il movimento di Grillo sta trovando molto successo, perché il populismo, il massimalismo, le promesse fatue sono purtroppo sempre, allora vanno combattute con una agenda fatta di risposte possibili, responsabili, credibili, difficili ai problemi che abbiamo. Quindi io penso che ci sia questa necessità. Naturalmente, chiudo su questo punto, questo presuppone una scelta anche molto netta, che il campo di gioco non è il nostro piccolo, in fondo, no, è limitato contesto nazionale. Il campo di gioco è il contesto internazionale, perché da lì vengono le sfide, ma vengono anche le opportunità e vengono anche i problemi, come sappiamo. E quindi da questo punto di vista la prima scelta di campo, ma questo è implicito nel fatto che io dico l'agenda, no, che attualmente il governo ha interpretato solo sul versante del rigore, va interpretata sul versante della crescita e dell'equità, ma è un'agenda che si colloca interamente nell'alveo della necessità non solo che l'Europa risolva i propri problemi, ma che l'Europa faccia davvero un salto di qualità. Cioè, lo diceva bene Tarquinio, lo ripeto anch'io, l'Italia ha bisogno dell'Europa, ma anche l'Europa ha bisogno dell'Italia, perché senza grandi paesi l'Europa non fa il salto di qualità che deve fare. Però adesso il punto è che noi dobbiamo metterci in condizioni di non essere, come dire, messi fuori gioco da questo contesto. Sappiamo tutti che questo diventerebbe immediatamente un aggravamento sostanzialmente irrecuperabile della situazione, poi se vogliamo se ne può anche parlare, ma io non credo ci sia appunto questa necessità. In secondo luogo bisogna però che l'Europa diventi un soggetto in grado di dare un contributo alla ripresa dei paesi. Anche per l'Europa vale quello che abbiamo detto è valso per il nostro paese in questi 12 mesi.
Non si esce da questa crisi solo con l'austerità, solo con il rigore. Il rigore è necessario, i bilanci dei paesi devono essere in ordine, chi è fuori strada deve rimettersi rapidamente dentro, però bisogna che l'Europa sappia aiutare questo processo di risanamento e sappia aiutare anche un processo di sviluppo. Ci sono delle proposte in campo molto forti, c'è un fondo europeo per lo sviluppo proposto ormai da più parti che potrebbe essere il volano giusto per dare accanto al controllo del debito una ripresa delle infrastrutture, degli investimenti in innovazione, in ricerca nel mondo europeo, ma naturalmente questo è possibile se l'Europa decide di diventare davvero, no, come dite nel vostro titolo di oggi, gli Stati Uniti d'Europa, cioè una entità politica, un governo federale che sappia davvero fare delle scelte che aiutino l'insieme dei paesi e mantengano l'Europa all'interno di un contesto mondiale che è in grandissima ebollizione, con paesi che stanno andando molto più forte di noi e che quindi rende necessaria un'Europa che sia all'altezza della situazione. Io mi fermerei qui intanto come primo ragionamento e poi torniamo al secondo. Le interrogazioni e la risposta ne sono venute diverse. Per la cronaca siamo tutti informati di sapere cosa è accaduto ieri, perché Santini ha fatto un riferimento velato alle cose che sono accadute ieri. Ieri cosa è accaduto? Dal mio punto di vista sono le due cose. Abbiamo fatto capire, anzi tre, anche nel titolo l'abbiamo fatto stamattina su Avvenire. Io ho scelto di titolare su Monti, che è contestato da una platea dei rappresentanti delle famiglie, un po' lontano da qui, arriva del Garda per l'incontro dedicato appunto ai temi delle politiche familiari, ha saputo convertire tutti quei fischi in applausi alla fine, dicendo la verità, dicendo, noi abbiamo titolato Monti no false promesse, siamo arrivati alla crisi nella quale siamo perché sono state fatte troppe false promesse sbagliate. Santini ricordava poco fa delle promesse che sono tradotte in atti di governo autolesionisti per il Paese. Uno dei grandi problemi della politica in questo momento è di non avere, come si dice, pensieri lunghi, cioè di non riuscire a capire le conseguenze delle scelte che vengono fatte, che quando si fa una scelta si orienta il futuro, quando si allocano risorse o le si sottraggono, se si cancella l'ICI e non si crea un meccanismo di compensazione significa distruggere i servizi resi dai comuni alle comunità. Ad esempio, lo sanno bene i sindaci, significa mettere in crisi anche il welfare sussidiario che fa riferimento ai comuni, che è quello promosso dalla società. Ci sono distrazioni clamorose, no? Questo per fare un esempio concreto. Le false promesse sono queste, e in contemporanea sono state, perché noi sulla prima pagina dell'Avvenire abbiamo definito due manifestazioni contemporanee. Da una parte, io ho titolato così, Berlusconi e i centri sociali manifestano contro il governo. Perché il paradosso è stato che mentre Berlusconi faceva una conferenza stampa c'erano in piazza i centri sociali che dicevano cose analoghe rispetto a quelle che diceva Berlusconi. Singolare, no? Singolare. Non è questo l'incontro fra la società e la politica, penso, al quale stava riferendosi Giorgio Santini. Ed è un'altra manifestazione della miopia che ha portato l'Italia alla condizione nella quale si trova, dal mio punto di vista. Questa è una valutazione di un osservatore amareggiato e preoccupato per certe cose e molto speranzoso per altre. Antonio Calciano, allora, europarlamentare del Partito Popolare Europeo, una storia politica, come sapete, che nasce con la Democrazia Cristiana e ricomincia 3 anni fa qui un po' a Mareno. Volevo chiedere, questo incontro fra la politica e le energie che vengono dal basso, così si dice, che in realtà lo vogliamo chiamare basso, la realtà sociale nella quale operano anche tanti di voi, anche attraverso le forme sociali, quello è un basso, quella è la realtà del paese, quella vera, quella che, come dicevo prima, non ha rappresentanza neanche mediatica tante volte, no? Sulle pagine dei giornali. Uno, questo è possibile. Secondo, visto dall'Europa, mantenendo bene i piedi sul territorio, che cosa è accaduto in realtà? Poi questa è una domanda che voglio riproporre, vorrei riproporre anche al segretario Lopez. Il cambiamento che c'è stato a Palazzo Chigi, imperfetto come ha ricordato Santini, no?
l'arrivo di Mario Monti, di Super Mario, come l'hanno chiamato con un po' d'enfasi all'inizio, poi ha dimostrato di avere anche lui i suoi problemi nel gestire la cosa, ma con una grande onestà, e alla fine gli porta a dire le cose per quello che sono. Ha prodotto un cambiamento sensibile nel rapporto del resto d'Europa con l'Italia, oppure ce la suoniamo, ce la cantiamo noi in questo modo qualche volta qui? Grazie Marco, grazie delle domande concrete, spero anche di poter dare il mio contributo altrettanto concreto, perché un po' mi ha anticipato Santini, che naturalmente condivido pienamente quello che lui ha detto, e partirei, arrivando alla risposta alle domande che mi hai fatto, compresa anche la prima, che è quella se c'è ancora lo spazio per muoversi, partendo da qualche considerazione e per arrivarci in maniera giustificata. Allora, due cose dobbiamo dirci. La prima, che noi stiamo vivendo la più grande crisi drammatica, non so più che termine usare, dove la tensione sociale è, diciamo, molto forte, molto forte. E non è che domani mattina noi diamo una risposta per risolvere i problemi. Cioè, io credo che se prolungata più del necessario non potrà essere, diciamo, tenuta dentro i confini diciamo, del quieto vivere. E questa drammaticità di questa crisi è composita, perché mentre nel passato abbiamo vissuto delle crisi economiche, io dico sempre che la crisi economica è sinusoidale e poi c'è una politica monetaria da fare, si sistema, ma qua si sono messe assieme, diciamo, delle crisi valoriali, delle crisi istituzionali, delle crisi politiche, delle crisi economico-finanziarie, mai contestualmente, diciamo, c'è un insieme e uno stato di questo tipo qua, mai si è verificato nel passato. Partendo da questo presupposto e partendo da un altro presupposto, che noi stiamo vivendo in un mondo globale, che forse noi dimentichiamo spesso, perché noi non possiamo fare un'azione nostra, personale, italiana, diciamo, per tentare di risolvere, ma siamo in un mondo globale, quindi quando tu viaggi in un mondo globale devi dare risposte di tutt'altra natura di quelle che potresti dare a livello diciamo, nazionale. Io, se volete, posso farvi una lista lunga, 10 metri, di ciò che non funziona in Europa, per come è questa Europa e naturalmente per quello che non funziona in Italia o nelle nostre regioni. Vorrei lasciare da parte le analisi, vorrei lasciare da parte un attimo quelle che sono le nostre, diciamo, perché tutti noi abbiamo la nostra lista, ma cercare di portare un contributo più positivo possibile sulle risposte e sulle proposte e non parlare degli altri. Io voglio parlare, cercare di portare un contributo su quello che potrebbe essere, diciamo, l'azione nostra per domani mattina. Allora mi soffermo sull'Europa un attimo e poi diciamo sul campo nazionale. Se noi avessimo chiaro come PPE, prima di tutto perché ed è stato chiarito a mio avviso molto bene a Bucarest 10 giorni fa, dove quel manifesto che c'era dietro di noi aveva uno slogan che c'era scritto più Europa, cioè questo era, diciamo, il titolo del congresso del PPE a Bucarest. Quindi se l'obiettivo, perché io sento anche i miei colleghi, ma no, ma bisogna stare attenti, non possiamo dare più potere a Bruxelles, eccetera. Ma se l'obiettivo sono gli Stati Uniti d'Europa, io lo metto come premessa, perché se no il discorso che sto facendo non funziona, e se questo è l'obiettivo condiviso, io credo che il percorso che stiamo facendo in questi ultimi periodi, in questi ultimi 2 anni, va accelerato, anche se abbiamo fatto moltissimo. Abbiamo fatto moltissimo perché c'è stato un fiato sul collo della crisi che ti dice e che ti impone di andare in questa direzione, non perché noi
siamo stati bravi strategicamente a dire questa è la strada. Se non ci fosse stata la crisi, paradossalmente, noi questa Europa la tenevamo, diciamo, intergovernativa, la tenevamo un po' come quella organizzazione di stati che ogni tanto fa qualcosa. Invece abbiamo dato un impulso notevole, forte, deciso, che era inimmaginabile fino a qualche tempo fa, su una parte di quello che dovrebbe essere un ragionamento complessivo. Quello che diceva Giorgio prima, sul rigore, sull'austerity, sul controllo dei conti, sulle, diciamo, sulle imposizioni che poi sono giuste e corrette. Ma se andiamo solamente lungo questa direzione, io credo che gli impegni che abbiamo già preso come il Fiscal Compact, che è, diciamo, quello che dovrebbe metterci nelle condizioni di adeguarci agli altri paesi, noi non potremo mai mantenerle quelle condizioni. Mai. Se invece a fianco a questo processo, che è stato fatto velocemente, voluto da tutti, eccetera, non va in porto parallelamente l'altro processo, che è quello della crescita, allora a questo punto io credo che noi non avremo l'ossigeno per mettere e tenere in piedi l'altra parte di quello degli impegni che ci siamo assunti. Questa è la vera battaglia che oggi c'è in Europa, questa è la vera divisione che oggi c'è in Europa. Lo dico non tanto, diciamo, tra partiti, e con Antonio ne abbiamo parlato tante volte, ma tra stati. C'è un'Europa del nord, c'è un'Europa del sud, principalmente, che hanno dei conti, dei numeri attuali e prospettive diverse. Allora qualcuno l'altro giorno in aula diceva, un nostro amico che anche stimo, diceva: prima ogni Stato deve cercare di mettersi a posto con la propria economia, con i propri conti, eccetera. Ma come facciamo a metterci a posto da soli se una parte del potere, tipo la politica monetaria, ce l'hai tu? Non abbiamo la lira dove possiamo fare dei ragionamenti, c'è l'euro, ma allora se una parte del potere ce l'hai tu, come faccio io a sistemarmi da solo per la parte, diciamo, finanziaria, economica, politica, eccetera? Allora c'è questo mezzo e mezzo, siamo in mezzo al guado, che non siamo né di qua né di là, ed è la peggior cosa che noi potremmo, diciamo, avere in questo momento. Allora io dico, bene la parte che doveva essere fatta, diciamo, sull'austerity. La seconda, bisogna accelerare i tempi, e mi riferisco all'unione bancaria, che è questa che è già in essere. Io credo che dal 1° gennaio questa andrà in porto, ed è una cosa importantissima. Qua potremmo soffermarci, ma non voglio perdere il filo del discorso generale. L'unione fiscale, che è già in corso di ragionamenti attraverso la troica del Parlamento, della Commissione, della BCE e del Consiglio, quindi i nostri 4 mediatori, da Schulz a Barroso a Van Rompuy a Draghi, fortuna che abbiamo Draghi là in mezzo, che ci dovrebbero portare verso l'unione fiscale, che porta all'unione economica e che porta all'unione politica. Queste sono le 4 tappe che noi dobbiamo raggiungere al più presto, se vogliamo che l'Europa funzioni, se vogliamo che l'Europa dia le risposte che deve assolutamente dare. Quindi è chiaro il ragionamento europeo com'è e cosa bisogna fare. Se ci riferiamo al lavoro italiano, io credo che Monti abbia avuto dei meriti, e ha dei meriti, perché sulla scena europea e sulla scena internazionale è cambiato moltissimo il clima, la credibilità, è stato citato prima, e credo che lo possa dire anche Antonio, e io lo vediamo tutti i giorni, dove c'è un clima diverso. Di aver calmato, diceva prima Marco, un clima di dualismo che si era creato in Italia, che era arrivato all'esasperazione, di aver fatto sul numeratore, io ho sempre quella frazione in testa, numeratore spesa e denominatore sviluppo, uguale debito o deficit, come vogliamo, lavorato benissimo e sta lavorando benissimo sul numeratore, però sul denominatore non vedo nulla su quello che potrebbe essere la liberazione dell'economia,
su quello che potrebbero essere le incentivazioni, su quello che potrebbero essere, diciamo, quel cammino che ci aiuta a far crescita, perché se un'azienda, il tuo fatturato diminuisce, sapete che parlo proprio terra a terra, se il tuo fatturato diminuisce, se le persone che hai sono troppe perché il lavoro naturalmente non ce l'hai, in più ti aggiungo anche un po' di tasse in più, tanto per cambiare, io credo che è una candela che si spegne questa qua. Allora nel momento in cui io ho da diminuire le spese o riorganizzarmi, devo anche dare un impulso all'economia perché dia i risultati di ripartenza. Questo è la roba più carente. E qui cos'è che gioca di più? È il tempo a livello europeo e a livello italiano, che se noi non riusciamo a venirne fuori al più presto e a vedere lo sviluppo, diciamo, su questo, io credo che alla fine avremo delle difficoltà sempre sulla tensione sociale che dicevo prima, perché è molto forte. Quindi, diciamo, per dare quella risposta sullo spazio e dire, noi abbiamo bene in mente qual è, diciamo, la nostra parte e la nostra discriminante per stare assieme. Abbiamo un Partito Popolare Europeo che ha rinnovato, e che troverete e che forse avrete preso, ha rinnovato, diciamo, i propri contenuti, li ha aggiornati 10 giorni fa, e io credo che su quella base è la nostra discriminante per trovarci assieme e per aggregarci. Chi ci sta dentro questi confini, credo che dobbiamo avere la responsabilità di mettere da parte egoismi, di mettere da parte piccole fazioni, di risentimenti del passato. Dentro quei confini bisogna avere la responsabilità di stare assieme e preparare una piattaforma per la primavera, ammesso che sia primavera, che non sia che prima, perché visti i discorsi che sentiamo in questi giorni, in queste ore. Questo è il nostro obiettivo. Qualcuno dice, ma perché dobbiamo, quali sono, è il PPE, leggetelo quel documento, che secondo me è interessantissimo. Dentro a quei valori, a quel sistema del PPE che guarda strategicamente, noi dobbiamo trovarci in un tavolo comune a metterci le nostre idee, se le abbiamo. Dobbiamo metterci i nostri progetti e dobbiamo metterci la propria faccia. Vecchio o giovane, a me non interessa, io voglio idee, progetti, voglio gente che ragiona, voglio gente che mi dice qualcosa di nuovo. Voglio gente che mi dà una prospettiva, che mi dà qualcosa che sento nelle vene, nel cuore, nell'anima. Non è possibile chiacchierare a vanvera e basta. Questo è il vero snodo che dobbiamo in questa campagna elettorale cercare di portare avanti. Questi sono i principi che noi dobbiamo portare avanti durante questi mesi, se non vogliamo rischiare o buttare tutto al macero. Perché in questa campagna elettorale, con la crisi che abbiamo, che ho fatto le premesse prima, drammatiche, ci mettiamo populismo, ci mettiamo egoismo, ci mettiamo dentro di tutto e di più, qui non teniamo più il paese, non lo teniamo più, è grave la situazione. È grave, ma sono ottimista perché la gente nostra ragiona, perché da questa gente che siete qua, sicuramente so che siete qua di domenica mattina perché ci siamo sentiti diverse volte, perché ci teniamo in contatto, perché vogliamo arrivare a costruire questo tavolo, vogliamo partire dal Veneto, vogliamo partire dal nord-est, che è più omogeneo, e dopo saliamo. Ecco la base, ecco la risposta che è quella del nostro popolo. Se poi questa si alza, se questa voce si alza ed è concreta ed è giusta ed è quella che pensa veramente, io credo che saranno costretti a venire giù e a combinare, diciamo, questo nostro volere e questa nostra possibilità di dare qualcosa per il nostro futuro. Ecco, scusate l'animosità, ma siccome è molto delicata questa situazione, è molto critica, non possiamo più scherzare, abbiamo pochissimo tempo davanti, questa piattaforma va preparata da domani mattina. Qua abbiamo movimenti che si riferiscono a Toni, abbiamo movimenti che si riferiscono a fermare il declino, abbiamo movimenti legati a Italia Futura, abbiamo elementi
elettori, partiti o già partiti che si sono messi a disposizione. Mai abbiamo avuto questa fertilità per raggiungere i nostri obiettivi, mai! C'è sempre stato qualcuno che bloccava, qualche altro che... Mai abbiamo avuto questa fertilità. Ecco l'ottimismo per dire, ma se il campo è libero, sfruttiamolo questo, che è il momento giusto per mettere in pratica, diciamo, quello che noi siamo. Non ho fatto e non farò mai una parola sugli altri. Non mi interessano, non mi interessano. Io sono costruttivo e vado in questa direzione. Uno dei problemi che abbiamo avuto in questi anni, ho scritto anche in diverse occasioni, è che abbiamo un po' disimparato a stare insieme, in tanti modi. Si è persa la pazienza dello stare insieme nel nostro paese. Lo vediamo dai dati sulla disgregazione delle famiglie e da lì a scendere per i rami in tante altre, o a salire, secondo i punti di vista, in tante altre situazioni della società, compresa la politica. Ma i cattolici hanno disimparato a stare insieme in politica. Uno dei frutti del bipolarismo furioso è che i cattolici non si parlavano manco più tra di loro, anche quando avevano una base comune, no? Valoriale di riferimento, la mettevano tra parentesi perché prevalevano le divisioni di schieramento. Poi in altri momenti invece, grazie a Dio, si è riusciti a trovare la lunghezza comune. Oggi la grande sfida ed è echeggiato nelle cose che diceva Santini, è ritornata nelle cose che diceva adesso Cancian, è capire anche, uno, se i cattolici sono capaci di tornare a stare insieme e se sono capaci, sulla base di valori saldi di riferimento, che non sono solo loro, ma comunque di stare insieme anche con chi cattolico magari non è di cultura di riferimento, con i laici. Forse l'aspetto meno deteriore degli anni che ci lasciamo alle spalle è anche aver imparato a stare insieme fra laici e cattolici, non solo come alleati ma anche dentro le stesse case politiche, purché ci sia rispetto, che in troppe case politiche i cattolici in questi anni sono sentiti come quelli seduti sulla soglia della porta e tutti quelli che entravano e uscivano davano qualche cancione. Io questo l'ho raccolto in tante parti d'Italia, questa sensazione, e credo che si siano giustamente stancati. Quelli che c'erano, quelli che vorrebbero entrare, dare una mano, quelli che guardano ancora con sospetto. Pensate, c'è l'altra sera ero a Forlì per un incontro con Nando Pagliuncelli, tra coloro che sono cattolici impegnati, che vivono la realtà ecclesiale anche con più forza, soltanto il 15% considera la possibilità dell'impegno politico in questo momento, è ancora con sospetto di fronte allo scenario politico nel quale per troppo tempo siamo stati dentro. E non è che migliori molto, diciamo, se prendiamo gli altri, diciamo, consideriamo praticanti più o meno saltuari. È un dato interessante sulla quale vale la pena di riflettere in avanti. Allora, su questa capacità di stare insieme, anche con dei laici che condividono un manifesto di valori grandi, la prima domanda gliel'ho già fatta su come Monti ha cambiato la percezione dell'Italia a livello europeo, se l'ha cambiata. Chiedevo conferma a questo punto ad Antonio Lopez. E questa è la prima. Ne aggiungerei un'altra appunto su questa capacità di stare insieme, perché al PPE si riconoscono dei meriti, è un punto di riferimento importante, come si è capito, per tutti quelli che guardano i processi di aggregazione dell'area moderando riformista nel nostro paese, non solo. Però c'è anche, a volte viene detto, ma il PPE ha perso un po' la sua anima in questi anni, si è annacquato, non aveva più la stessa base salda, in qualche occasione non è stato capace di parlare una sola lingua, è vero o no? Oppure a Bucarest sono state anche rinsaldate delle cose e adesso il quadro è più chiaro come riferimento? Io lo dico perché è molto importante questo punto, per una cosa che avete sentito echeggiare nelle parole sia di Santini che di Cancian, il rischio populismo. Tutte le fasi di crisi grave, tutte nella storia del mondo, nella storia diciamo, del mondo occidentale, perché noi conosciamo meglio, tutte le fasi di crisi si sono concluse con processi di tipo populista e con involuzioni autoritarie. Questo è l'incubo che grava sulle nostre teste in qualche modo. E degli accenni li vediamo. Se la proposta di Monti, ad esempio, e gli altri leader politici di governo europei, di un grande incontro a Roma nelle prossime settimane per affrontare proprio il tema dei populismi, perché non solo in Italia, stanno dilagando in Europa. Allora, il populismo è una cosa, il popolarismo è tutt'altra. E qui lascio la parola ad Antonio. Grazie.
Buongiorno, mi scuso per due cose. Prima, io sono spagnolo, parlo questo italiano-spagnolo che parlo. Prego al pubblico di comprendere, di capire un po' il senso che voglio dire. Secondo la mia scusa, io avevo un discorso preparato, però penso che in riconoscimento al sacrificio che sta facendo la gente che è venuto di Conegliano, di Treviso, qui a Maroni Piave, penso che è meglio di condividere qualche pensiero invece di un discorso preparato, che non ho preparato a Bruxelles. Infine, come Giorgio diceva, io vengo di Pamplona, è stato nato a Pamplona, una piccola città come Treviso, a nord della Spagna, dove in Indurain, cioè che tutto il mondo fa grande ciclismo, Indurain un nome conosciuto qui, e dunque viene il spagnolo di Pamplona, segretario generale del Partito Popolare Europeo, a parlare qui. Questo è un po' il senso. Non è il segretario generale, io non è stato nato segretario generale del Partito Popolare Europeo, questo tipo strano che viene di Bruxelles, un po' con l'aria tedesca, no? No. Abbiamo più di cose in comune, vediamo se è così nella mia intervento. Prima di tutto a ringraziare a Giorgio, al direttore Aquino, per stare qui. È stato per me a parte un onore interessante sentire il senso del suo discorso, e specialmente all'amico Tony Cancian, con il quale condivido anche come deputato europeo i tempi a Bruxelles di riflessione, e che sul suo europeismo non è alcun dubbio. Lo ho sotto altri, ma sotto lui no, mai. No? E questo è difficile da vedere oggi, perché oggi, specialmente mi riferisco alla gioventù, come questa pellicola, oggi è più facile andare al reverso tenebroso della forza, di fare il populismo, il lato oscuro della forza, il lato oscuro della forza, di fare è lo più facile per un politico, di andare a criticare l'Europa. Dobbiamo ritornare alla peseta, mi dicono le Spagna, dobbiamo ritornare alla lira d'Italia. Ah, venga, soluzione al problema. Oggi lo più difficile è cosa che sta facendo Tony, che sta facendo Isidoro Bocardo, lo conosco, che è stato il capogruppo nostro al Comitato della Regione, che saluto, anche un grande amico del Friuli, e l'onorevole Gava. Non ho nessun dubbio che è più difficile fare il discorso che ha fatto Tony oggi. È la cosa più difficile, però per questo dobbiamo stare eletti, per questo crediamo in questo, nell'Unione Europea, e per questo abbiamo parlato a Bucarest di più Europa. Perché più Europa? Non più istituzioni, non di più di funzionari europei, non di più deputati, no, anche io preferisco un Parlamento più ridotto, io l'ho detto sempre pubblicamente, non ho nessun problema a dirlo, veramente rappresentativo, e preferisco di avere 300 come Tony che non 700, che non so, che hai di tutto, e noi, all'Unione Europea, dobbiamo, l'ha fatto Tony nel suo discorso, parlare prima dell'autocritica, cosa che stiamo facendo male anche all'Unione Europea, prima di parlare dell'Unione Europea come una soluzione ai nostri problemi, perché questo è lo che utilizza il populismo, la manca di autocritica che dobbiamo fare la gente che crediamo all'Unione Europea. Riduzione, adattazione delle istituzioni europee alla realtà quotidiana, approssimazione, vicinazione dell'istituzione al cittadino, a qui, al Veneto, al Friuli, a Navarra, in Spagna, si deve trovare la maniera. Si deve trovare la maniera. Per noi si può condividere un po' la questione della Spagna. Più Europa è importante perché, lo ha detto Tony, lo ha detto il dottore D'Aquino, la questione di l'Italia e la Spagna. Senza Italia e la Spagna l'euro è finito, l'Unione Europea è finita, il progetto è finito.
Stiamo in una generazione che non ha vissuto la guerra, non ha vissuto i sacrifici che hanno occorso durante questi 50 anni per trovare questo miracolo che viviamo oggi in dia. Sono sicuro che qui, non lo so se in auditorio ha qualcuno che ha ancora la memoria di questo. Questa è stata una generazione che ha fatto dei grandi sacrifici per trovare questo stato di benessere che abbiamo oggi in dia nell'Unione Europea e in Italia e in Spagna. Qualcuno può dire che abbiamo andato un po' più, come si dice, demasiado, in troppo con questo stato di benessere e alla fine dobbiamo ora ridurre un po' le cose che hanno successo in passato, una eccessiva, come si dice, allegria, spendo dei soldi. Bueno, è un momento ora di fare un po', la crisi è sempre una questione normale, sempre è stata la storia, è un momento di ricogliere e di stare con la testa chiara sotto che cosa vogliamo fare ora e in futuro. Non è facile perché la politica, specialmente in Spagna, anche in Italia dico la politica di lancia, no? Qualcuno dice una cosa e in 5 minuti tu hai una risposta, no? Dice la Santanchè, risponde l'altro, dice Alfano, e dobbiamo pensare in futuro, dobbiamo pensare nel lungo termine, dobbiamo lasciare questa politica di minuto, della dichiarazione di 5 minuti che abbiamo e fare un pensiero di futuro. Noi politici, diceva che c'è un pensiero che ha una cosa che ha detto e che condivido assolutamente con il cardinale Fisichella, no? Stiamo in un cambiamento di epoca e abbiamo in Europa una crisi che sono due crisi di fiducia, una politica e un'altra economica. Non so quale è più facile di vincere, non lo so. Voglio parlare della questione politica. Noi al Partito Popolare Europeo sì, troviamo le soluzioni insieme. Per salvare il pensiero democratico cristiano e cattolico, il presidente Martens in passato, i grandi pensieri Helmut Kohl, proprio stesso Aznar, hanno detto si deve allargare questo Partito Popolare Europeo anche per difendere i principi della democrazia cristiana europea, se no rimaneva un piccolo gruppo al Parlamento Europeo senza nessuna influenza sotto quello che stava succedendo e sotto la politica europea. Noi possiamo arrivare a parlare di questione sociale, a parlare di questione di famiglie, e è vero, abbiamo di sbaraglie, siamo un partito democratico, non siamo del pensiero unico, per questo sta l'altri. Io ho deciso di andare al Partito Popolare perché io l'avevo chiaro, per discutere. È vero che la stampa si prende questa discussione, il Partito Popolare Europeo è diviso. No, non è diviso, discute e alla fine prende una posizione comune. Noi abbiamo lottato, ripresento un partito che ha lottato durante 60 anni contro il comunismo e contro il socialismo, che hanno fracassato in 1989, non lo so se qualcuno si ricorda, perché ancora questa gente sta scampando là dicendo che questa è la soluzione, sai, del mondo e il socialismo. No, il socialismo è stato finito quando è caduto il muro di Berlino e si è veduto la verdadera faccia, il risultato pratico di lo che ha fatto questo socialismo e comunismo all'Europa durante tutti questi anni. Abbiamo avuto, come si chiama, si dice in inglese un revival in Spagna grazie a Zapatero, un revival di questo socialismo avanti della caduta del muro di Berlino. Risultato, il mio paese che era leader dopo il governo di Aznar in economia, in assunti internazionali, grande orgoglio per tutti noi, ora che è l'ultimo della fila. Perché? Per questo revival che ha fatto Zapatero. Si può fare questo revival qui all'Italia in 2 o 3 mesi? Io penso che no. La mia raccomandazione umile di fuori è meglio che no.
Se si fa una ripetizione di questo governo Zapatero qui, abbiamo un problema gli spagnoli, gli italiani e l'Europa e l'euro. Meglio di avere un governo, una mescolanza di buoni politici e di buoni tecnocratici. Tutti abbiamo bisogno di tutti loro, ok? Non è una questione di non più di politici, non più di tecnocratici, no. Una buona combinazione di tutti e due è il senso di un buon governo. Io mi ricordo, perché io ero assistente personale del presidente Aznar, un governo Aznar, e questo è sempre l'ossessione del presidente Aznar, di avere questa buona mescolanza anche di gente che veniva del settore privato, che aveva il senso dell'iniziativa, di prendere iniziativa, come qui a nord dell'Italia, che io vedo questo moltissimo, no? Il senso dell'iniziativa imprenditoriale, no? E prendere questo all'amministrazione. Questo è un po' la virtù, io penso, di un buon governo. Aspetto che questo sia il futuro qui in Italia. Un buon governo con questa mescolanza. Si deve avere i politici che spiegano alla gente cosa sta succedendo e si ha di un buon tecnocrata per fare anche la gestione, però è tutti insieme. E abbiamo bisogno anche della politica, per una politica vera cambiante. I giovani, la disoccupazione in Spagna è del 46%, è spaventoso. Qui ho sentito, penso che sta in 18, 19, ancora? No, giovanile 34. 34. No, parlava qui Veneto. Bene. Sono di cifre preoccupanti. Questa deve essere, io l'ho detto a Bucarest più di volte, questa deve essere la vera, in questo momento, iniziativa, la priorità del Partito Popolare Europeo. Prima, lavoro, lavoro e lavoro. Una volta abbiamo risolto questo problema, la dignità di un posto lavorale per ciascuno cittadino, ciascuna famiglia che sta soffrendo in questo momento la realtà disgraziata di questo senso di la manca di lavoro. Una volta abbiamo risolto questo, che deve essere la prima priorità del Partito Popolare Europeo, per essere un riferimento non solo a livello europeo, sino qui all'Italia. Dopo di questo possiamo parlare dell'Europa che vogliamo, l'Europa dei nostri valori. Noi vogliamo aiutare gli imprenditori, specialmente i giovani, i piccoli imprenditori, che sta facendo in questo momento il lavoro. Sta il vicepresidente della Commissione Europea, Antonio Tajani, un grande amico da noi, che sta facendo anche un buon lavoro per il riconoscimento delle piccole e le mediane imprese all'Unione Europea. Sono queste iniziative che noi ci vediamo riflettati. L'economia solamente con più Europa dobbiamo andare in questa unità bancaria, in questa unità fiscale. Hay gente che non vuole questo, non solo il nostro paese ma anche al nord dell'Europa. Gli fa paura, a noi no. Non è solamente la soluzione in corto piazzo, nel breve periodo, non è anche per l'Italia o la Spagna, è la soluzione per tutta l'Unione Europea. Una cosa che mai hanno capito i tedeschi è che l'economia tedesca ha funzionato questi 20-30 anni grazie a questo invento dell'Unione Europea. Se questo invento dell'Unione Europea non funziona, questa dunque in scambio per i sacrifici che sta facendo qui, in scambio per tutta la riforma che si stanno facendo all'Italia e alla Spagna, che stanno compiendo in questo momento con le riforme, in scambio di questo, loro devono anche aprire, lasciare all'istituzione europea di creare questa unione bancaria, questa supervisione, tutto insieme, e una futura unione politica, per una unione politica europea che fa il rispetto per tutti noi. Io penso, questa lezione mia a Bucarest è stata la terza volta, è stato 10 anni come segretario del Partito Popolare Europeo. Sempre detto che penso che il successo di questo
tempo che è stato come segretario generale è stato di capire il senso di rispetto per ciascuna realtà dentro dell'Unione Europea. Dobbiamo posare insieme in un programma, e non è facile Marco Tarquino, non è facile posare in un programma insieme un cristiano democrata italiano con un liberale finlandese, con un conservatore estonio e un liberale del Partito Popolare della Spagna. No, non è facile. È un dolore di testa. Di questo ne ho parlato, come si dice, il manifesto, il programma. Lo dico, un mese avanti, un dolore di testa per me, la mia sposa lo sa che sta qui, non dormo, sai, sono sempre degli emendamenti, discussioni, tal e qual, però alla fine sta il manifesto là, questo si une, le discussioni che abbiamo avuto a Bucarest, la persecuzione dei cattolici in Iraq, in Libano, tutto questo si è parlato in Bucarest, a parte il manifesto del programma, le questioni sociali, la disoccupazione giovanile, la questione della violenza di genere, cosa che sono normalmente che si sempre sta discutendo la sinistra. No, noi siamo preoccupati, noi condividiamo questa preoccupazione nel Partito Popolare Europeo e sono sicuro che abbiamo una risposta della nostra famiglia, però non solo a Bruxelles. Il 2014 per la prima volta un partito europeo sarà si farà l'elezione del Presidente della Commissione Europea, ciascun partito presenterà il suo candidato, noi, il Partito Popolare Europeo, presenteremo il nostro candidato per futuro Presidente della Commissione Europea. Il cittadino voterà un candidato che vendrà qui a Roma, all'Italia e alla Spagna, a fare la campagna per spiegare un programma del Partito Popolare Europeo. Questa è la prima volta nella storia dell'Unione Europea. Che cosa succede? Siamo in questo momento in campagna elettorale, però non possiamo fare le false promesse, perché questo candidato sarà il futuro Presidente della Commissione Europea per tutti e non possiamo, il programma si lavorerà, io starò insieme con i miei amici per lavorare in questo programma, un programma che deve essere un programma che funziona alla Svezia, all'Italia, a Portogallo e anche al Regno Unito, che non è membro del Partito Popolare Europeo, però io voglio anche includere, perché ha gente che sono pro-europea al Regno Unito, io voglio includere. E sarà tutto questo anno, sarà difficile, però è importante di prendere cosa si sta dicendo, quali sono le priorità qui, a una regione, a una città, a un piccolo paese, si deve prendere tutte le cose che uno sta sentendo, i discorsi, gli interventi che si faranno dopo, questo è lo più importante, più che le mie parole, vedere qual è le priorità, perché Bruxelles non sia, questa è la critica che si fa anche, come si dice in italiano, Amberes, la città di Amberes, che è vicino di Bruxelles. Anversa è 50 km di Bruxelles, e tu vai a Anversa e tutto il mondo dice no, è che Bruxelles è più lontano. È come qui. Lo riconosco, è vero, è così. Il commento è anche a Pamplona, quando vado là, dice Sturi, tu stai a Bruxelles, sai, perso là, non ci senti i nostri problemi. Guardate, ora è il momento di cambiare il senso non solo politico. Io aspetto specialmente alla Spagna e all'Italia. Alla Spagna ora stiamo in un governo stabile di maggioranza assoluta con Mariano Rajoy, questo dà un senso di tranquillità. Io sempre quando domandava il voto, anche come membro della direzione del mio partito a Madrid, mandava il voto fa di mesi, io diceva questa maggioranza assoluta è importantissimo, disgraziatamente posava un po' l'esempio dicendo che se no l'Italia, abbiamo bisogno di questa maggioranza. Ora lo dico qui all'Italia, si ha bisogno di una maggioranza della nostra famiglia in futuro.
e aspetto anche un grande cambiamento non solo di facce ma anche di spirito e di avere questa mescolanza, come diceva io, di tecnocrata, di politico nel buon senso, tutti e due. Si deve fare ma anche si deve spiegare alla gente cosa si sta facendo. Il tecnocrata è molto buono per fare, però non per spiegare. Il politico è buono non troppo. Sì. A spiegare alla fine, perché come tutto in cui tu una domenica stai qui con questa gente e le stai spiegando. Non so se il tecnocrata viene da qui una domenica a spiegare alla gente. Questa è la differenza alla fine di un buon politico. E abbiamo bisogno di tutte e due. E anche qui all'Italia specialmente del Partito Popolare Europeo osserviamo il futuro politico dell'Italia, aspettiamo questo nuovo senso e vediamo il futuro. Siamo orgogliosi, il Presidente Martens che sempre viene all'Italia e io per il Partito Popolare Europeo l'Italia è a questo momento la priorità. E la priorità vediamo perché avrà sicuro che il Presidente Martens vendrà, io sarò anche presente, non per fare, penso, sia di fare campagna elettorale, lo farò per gli amici, farò per gente che io penso che ho la stima, la fiducia, il senso della pulizia, della onestità. E dopo 10 anni conosco dei politici italiani che sono così, ancora conosco, hai dei veri politici buoni e io vendrò a sostenere personalmente. Il senso politico aspetto novità di futuro e staremo attenti del Partito Popolare Europeo e che il progetto del Partito Popolare Europeo sia anche per tutti voi una cosa più vicina, più come si dice, prossima. Congresso di Bucarest, stava la delegazione italiana, stava tutta la delegazione, il congresso è stato un congresso di unità. Il Partito Socialista ha avuto un congresso a Bruxelles, piccola storia, volevano fare un congresso a Bucarest i socialisti e non ha potuto perché hanno questo primo ministro della Romania che plagia la sua tesina, no? Come si dice? Che copia la sua tesina, però non come anche il tedesco, non copia una frase, copia tutta la tesina. Il Partito Socialista non ha potuto arrivare a fare un congresso a Bucarest, noi sì. Il congresso clandestino socialista è stato a Bruxelles, 2 primi ministri, il plagista rumano e il primo ministro locale Elio Di Rupo. Bucarest, 22 primi ministri e capo di stati, tutti seduti con la stessa bandiera, con lo stesso pensiero, con lo stesso discorso. Non è facile, loro stavano là. Questo è il senso del Partito Popolare Europeo e questo è il senso che dobbiamo trasportare all'Unione Europea e all'Italia. Il senso della influenza, della capacità di influenzare gli avvenimenti della nostra famiglia, della tradizione democrata cristiana e che ha una radice così forte qui in Italia, che è stato esemplare per noi in passato e deve essere in futuro. Ha avuto un tempo che stiamo aspettando, però il Partito Popolare Europeo sta presto, specialmente di qui, perché le sue radici sono qui anche in Italia. Dunque, grazie e aspetto di sentire un po' che cosa che è importante i commenti, che per me veramente è la necessità di andare e stare oggi domenica con tutti voi. Rapidissimamente. Io penso di sapere, se vuole, se capisce dire come una cosa, ma l'immagine dell'Italia oggi è più forte o più debole? Basta dire sì o no. E poi una curiosità mia, Monti nei 10 anni da Euroministro partecipava alle riunioni di qualche partito che oppure no?
non lo ricordo. In questo momento l'Italia non è ni più debole ni più forte, sta come la Spagna, non ha a livello di immagine, dicevo, l'Italia in questo momento. A livello di immagine è la stessa cosa, noi siamo nel nord dell'Europa, siamo le gente che non compriamo, non so che, le cose da di qua, immagine brutta. Guardate, questi sono i pregiudizi che stanno lavorando in tutto senso, l'epoca di crisi fa questo. Penso che una collaborazione più stretta entre la Spagna, l'Italia, Portogallo, la Grecia non lo so, perché la Grecia anche con un grande primo ministro che è Anthony Samaras, però la situazione ancora non arriva a cambiare. Però cosa si unisce all'Irlanda, all'Spagna, Portogallo e l'Italia e tal? Che noi stiamo compiendo, noi stiamo facendo i doveri. Ora è il tempo di dare risposta all'Unione Europea, alle istituzioni europee e di altri governi per aprire e dire ora dobbiamo cambiare il senso. Crescimento economico, l'Italia non è possibile senza un crescimento futuro economico, questo senso che è diverso, che invidiamo della Spagna, il senso imprenditoriale italiano, la incapacità di iniziativa, questo deve essere. Ora non dico che l'immagine sarà più brutta o meglio. Vabbè, grazie. Sì, la capacità di impresa italiana, questo lo sapete bene qui, un dato che ricordo l'85% del lavoro che è creato in Italia e viene mantenuto in Italia, lo sa bene Santini, viene dalle piccole e medie imprese. E l'altra parte dell'economia italiana, che troppo spesso viene sottovalutata, è quella che viene chiamata la cosiddetta economia civile, che è l'imprenditoria privata legata al territorio, il grande dato della cooperazione sociale, che è espressione largamente del mondo cattolico. In questo momento è una difficoltà pesante anche per dei vincoli che vengono attribuiti all'Europa. Penso alla questione dell'IVA, la quale stiamo dibattendo in queste settimane. So che ci sono degli altri interventi previsti che vorrebbero partecipare al nostro dibattito. L'onorevole Isidoro Gottardo, l'onorevole Fabio Gava, uno dopo l'altro li invitiamo, e poi so che ci sono altre voci che vorrebbero aggiungersi a quelle che si sono alternate in questo momento. 3 minuti, ecco, mi dicono per dare una cadenza di fare una cosa, ci proviamo come question time, 2 o 3 minuti così. Una battuta: Monti veniva dalla riunione del PPE, la diplomazia di Tono Lopez non l'ha detto, ma io ero presidente all'epoca del PPE come Comitato delle Regioni e Monti partecipava regolarmente a tutte le riunioni del Partito Popolare Europeo, quindi la risposta è questa. 2 considerazioni. La prima, proprio la mia esperienza all'epoca, quando c'è stato l'allargamento dell'Europa da 15 a 25, allora presiedevo appunto il gruppo PPE, il Comitato delle Regioni, io ricordo la difficoltà a spiegare ai nuovi membri che entravano, a questi rappresentanti delle regioni, che noi non stavamo nel Partito Popolare Europeo insieme solo perché eravamo alternativi alla sinistra. Il problema era come educarli a stare nel Partito Popolare Europeo perché si condividono delle visioni e si condividono dei valori. Questo è un po' il tema oggi di coloro che a titolo dicono di appartenere al Partito Popolare Europeo. È lo stesso problema, cioè far capire che se si appartiene a una forza politica che aderisce al Partito Popolare Europeo significa mettere in campo una coerenza rispetto a quell'appartenenza. Ed è il tema di questi giorni, è il tema della conferenza stampa di ieri, è il tema che è sotto gli occhi di tutti. Lo dico da uno che fa il coordinatore regionale del Popolo della Libertà e quindi però con una convinzione assolutamente profonda rispetto a alcune appartenenze. È un problema che hanno tutti i partiti, perché tutti i sondaggi oggi, e mi riferisco rispetto al governo Monti,
ci dicono quanto sia difficile governare questi partiti oggi strutturati come sono rispetto non a Monti, ma alla politica che il governo Monti sta mettendo in campo. Ecco, nella mia regione, ad un sondaggio recente che abbiamo fatto, molto profondo, troviamo che il 50% degli elettori del PDL pensa male o molto male del governo Monti e un 50% pensa molto bene o abbastanza bene del governo Monti. Voi capite com'è difficile governare partiti che al loro interno sono lacerati da queste situazioni. Guardate che le cose non stanno meglio nell'UDC, perché la cosa interessante è che il 45% degli elettori dell'UDC pensa molto male del governo Monti, nonostante tutto quello che dice Casini, e che il 65% degli elettori dell'Italia dei Valori pensano molto bene del governo Monti, nonostante tutto quello che dice Di Pietro del governo Monti. Allora anche qui si rende chiara la crisi oggi della politica che non ha una visuale e che in qualche maniera si trova rispetto ad essere surrogata dalla presenza dei tecnici. Rigore, crescita e equità era stato il tema che era stato messo in campo. Il problema è, ve lo dico con molta chiarezza, si è detto, lo ha detto il direttore Tarquinio, mi pare, il rigore, manca la crescita. C'è un'altra questione, che è la questione drammatica a cui stiamo assistendo. È la rivincita della burocrazia romana centralista rispetto, attenzione, lo dico da ex democristiano e da uno che crede profondamente in questi valori, rispetto all'idea della sussidiarietà e rispetto all'idea dell'autonomia. Cioè tutto quello che viene fatto passare attraverso il rigore sotto sotto nasconde un disegno neocentralista di riorganizzazione dello Stato che dovrebbe avvenire, se l'idea è quella di cambiare l'organizzazione di questo Stato e l'organizzazione sociale, dovrebbe avvenire attraverso un processo costituzionale trasparente, molto serio e convinto. Cioè, tutto è lecito. La Francia ha un'altra organizzazione rispetto alla nostra, ma allora dobbiamo intenderci, perché non si può approfittare degli scemi prima ancora che degli immorali che creano scandali nelle regioni o di un comportamento lassismo per dire che tutto il pensiero di Sturzo va buttato al macero, che tutta l'organizzazione che è nata rispetto alla sussidiarietà sociale, che l'economia sociale di mercato va buttata al macero. Ecco, questo è il punto centrale oggi, quindi il rigore sì, l'equità va bene, ma il problema è che non possiamo attraverso un governo tecnico pensare di cambiare i connotati delle nostre condizioni politiche. Questo è assolutamente il tema. Voglio rapidamente dire, per far capire, qui secondo me la Merkel al congresso di Bucarest è stata molto, secondo me, convincente, con alcuni esempi molto pratici rispetto al richiamo all'economia sociale di mercato. L'Europa oggi siamo 500 milioni di abitanti. Siamo grosso modo l'8,5% della popolazione del mondo, produciamo il 25% del PIL, consumiamo il 50% della spesa sociale del mondo. Questo ci dice tutto. Questo ci dice qual è il problema dell'Europa. Perché nella crisi del 29, perché oggi questa crisi è molto più drammatica dal punto di vista politico di come la possiamo governare rispetto alla crisi del 29 o le altre crisi economiche? Perché per tanto welfare che noi abbiamo messo in campo e possiamo mettere in campo, c'è una profonda differenza fra chi comunque rimane garantito anche dentro la crisi, perché nessuno gli tocca il posto di lavoro, nessuno gli tocca i diritti acquisiti, e tutti gli altri invece che subiscono la crisi. Questi fatti non accadevano nelle crisi precedenti. E ripeto, nonostante tutto il welfare che è in campo e che può tutelare coloro che non sono garantiti, il problema drammatico oggi è sostanzialmente questo. Allora, la domanda è, la soluzione della crescita è quella che dice Hollande. Hollande ha vinto le elezioni in Spagna, in Francia,
dicendo non solo rigore ma crescita. Oggi la crescita che lui interpreta è quella di portare la tassazione al 75%. Non è un problema di tassare o meno quelli che sono più ricchi. Il problema è, noi pensiamo che la crescita si possa fare con legge, con decreto, o con imprenditori resi liberi dal fare, da agire e da tornare a promuovere. Questo è il problema centrale. E quando parliamo di solidarietà in Europa, possiamo pensare che la solidarietà la possiamo costruire senza la responsabilità? Possiamo pensare che in una democrazia chi governa un popolo, in questo caso mi mettono nelle condizioni della Merkel, possa concedere solidarietà senza convincere il proprio popolo che questa è accompagnata da un processo di responsabilità per tutti e non solo per chi li ha fatti? Ecco, allora se noi guardiamo, mi permetta una battuta sola, direttore, ho ascoltato anch'io ieri attraverso Sky l'intervento di Monti al Festival della Famiglia. Ecco, mi permetto di essere d'accordo sul ragionamento che va fino a un certo punto. L'Italia non c'è niente da fare, non c'entrano le promesse. Io vedo anche in Parlamento, non si vuole capire seriamente che non si può fare crescita senza aiutare le famiglie. Non lo si capisce, ma non è vero, contrariamente, cioè, io ho apprezzato quello che ha detto Monti, le cose, però mi dovrebbe spiegare questa legge di stabilità, non le altre, non quella di Berlusconi o quella di Prodi, mi dovrebbe spiegare perché in questa legge di stabilità, quando affronta il problema della riduzione di un punto della fiscalità, prima di ridurre la fiscalità non si pone il problema delle famiglie che hanno figli e di concedere a quella famiglia la detrazione fiscale prima di tutti gli altri, ed è quello che ci battiamo per farlo, ma questo è quello che chiedo a Monti: chi glielo ha impedito di fare questo? E su questo il nodo è la contraddizione che viviamo dentro questa maggioranza nel sostenere il governo Prodi, il governo Monti, perché è vero che abbiamo fatto il miracolo di mettere insieme i nemici, gli avversari. Il problema è che questi avversari hanno ancora idee profondamente diverse, perché la sinistra, alla sinistra e al PD in particolare, non gli entra nella testa l'idea che una famiglia che ha figli è un bene per la società, non gli entra nella testa l'idea che una donna che si sacrifica dentro la famiglia per i figli è una risorsa per la società. No, loro pensano che sia un problema da eliminare, un problema da superare. E queste differenze è chiaro che rimangono in campo. Allora a me piacerebbe molto che le conferenze stampa si facessero non tanto per, come dire, evidenziare, per in qualche maniera ingigantire i problemi che ci sono, ma si facessero davvero con senso di responsabilità per dire, ed è il problema che io da padre, lo dicevo prima a Tono Lopez venendo in macchina su, cioè alla fine io ho un'unica angoscia della mia vita. A una certa età, Cazzola mi batte sempre sulle spalle, Giuliano Cazzola, e mi dice: mi dispiace per te che sei ancora giovane, no? E la battuta è come dire: non vedo rimedio, ma l'angoscia nostra alla fine, che siamo sistemati, che siamo in crisi o non siamo in crisi, che stiamo garantiti, è comunque per i figli. E l'unica cosa che io penso alla mattina, come quando mi alzo da politico e vado in Parlamento, mi chiedo ogni giorno che cosa posso fare io per garantire ai miei figli non promesse illusorie di un futuro più felice eccetera, ma una vita decente. Questo è il punto centrale, perché noi non possiamo pensare, e chiudo, no? Questo è il problema drammatico, di vivere a credito delle future generazioni. Lo abbiamo fatto per troppo tempo, oggi è davvero il tempo di smetterla, perché non è morale e non è più sostenibile. Grazie. Buongiorno a tutti, io tranquillizzo subito gli amici sul tavolo, nel senso che sarò molto più breve del mio amico Isidoro. Il complimento per il convegno, che è stato molto interessante, e mi soffermo su tre concetti che mi sembrano
almeno dal mio punto di vista, importanti. Il primo, è evidente che questa crisi ci ha messo a metà del guado. Noi abbiamo di fronte a noi un bivio, quello di tornare indietro o quello di andare avanti. Personalmente io sono convinto che il ritornare indietro sarebbe molto molto peggiore dal punto di vista sociale ed economico che l'andare avanti. Questa ovviamente è la mia convinzione, rispetto chi pensa in modo diverso da questo, ma se, come credo, qui dentro siamo tutti convinti che occorre andare avanti, credo che evidentemente dobbiamo tutti sforzarci, ognuno ai propri livelli di responsabilità istituzionale, nel favorire questo reale andare avanti. E io in questo vedo due aspetti che sono più immediati degli altri. Uno che riguarda il Partito Popolare Europeo, visto che qui siamo nell'ambito del PPE, e cioè ho preso con molto interesse positivo la notizia che il prossimo Presidente della Commissione sarà un Presidente elettivo. Credo che lo sforzo che noi dobbiamo fare è quello di trovare le ricette e le scelte all'interno dei gruppi politici. Se il PP non è esclusivamente, come dire, un rassemblement di partiti più o meno vicini ideologicamente, ma vuole fare quel salto di qualità in più e diventare realmente un partito europeo, credo che dovrà cominciare a far sì che all'interno di quel partito, nei congressi deputati, si scelgano le linee di azione politica che poi si attueranno all'interno del Parlamento, all'interno della Commissione. Oggi mi sembra di registrare che ancora le cose non sono così. Io tutto sommato mi rendo conto che alcune modifiche della politica europea di queste ultime settimane, di questi ultimi mesi, sono avvenute per quanto ci riguarda certamente dalla fortunata congiuntura della presenza di due grandi italiani, secondo me, sullo scenario europeo, uno appunto Mario Monti e l'altro Draghi alla BCE. Ma al di là di questo credo che alcune sintonie, alcune alleanze siano in questo momento avvenute più con il socialista Hollande, ad esempio, che con la popolare Merkel. Allora su questo credo che lo sforzo che il PP deve fare è quello di essere in grado di elaborare prospettive e azioni politiche che siano sovranazionali, che poi non siano condizionate da un pur inevitabile interesse di carattere nazionale che evidentemente si va a riscontrare sempre nell'ambito dei governi. La seconda considerazione che mi sembra importante fare è quella che credo dovrà essere presa in considerazione, è quella di superare una particolare situazione di equivoco che almeno quella che io vedo attualmente, e che cioè tra i paesi che sono membri dell'Eurozona, che hanno l'euro, che stanno dentro la Comunità Europea, e i paesi che stanno dentro la Comunità Europea ma che non fanno parte dell'Eurozona. Questa situazione è una situazione che credo debba essere chiarita in maniera evidente, perché mi pare altrettanto evidente che se la Germania ha certamente fruito di vantaggi dall'Unione Europea e dalla propria economia, c'è anche in questo momento congiunturale una situazione che riguarda questi paesi, cioè quelli che stanno in Europa ma sono fuori dall'Eurozona, che hanno dei vantaggi certamente rispetto ai paesi invece che hanno delle politiche economiche molto più come dire, condizionate dal fatto che stanno dentro l'euro. Credo che questa questione sia una questione importante di cui il PP dovrà comunque prendere coscienza, e sicuramente la coscienza ce l'ha, ma anche trovare qualche soluzione. Infine, l'ultima questione che riguarda anche la vicenda della conferenza stampa di ieri. Io, caro Isidoro, credo che purtroppo è vero che gli elettori si dividono, ma credo che ci sia un aspetto di grande equivoco oggi all'interno del Popolo della Libertà, che è quella di due linee politiche che sono assolutamente antitetiche. Io credo che o c'è la certezza che prevale la linea politica, diciamo, di stampo europeista, cosa che io mi auguro, o se no credo che occorra tutti, almeno quelli che stanno dentro il Popolo della Libertà, prendere e che vogliono invece una linea politica, prendere
prendere coscienza di questo e assumere le conseguenti decisioni. Io l'ho fatto un anno fa. Vedete, emergono i dati, perché poi gli stessi problemi ci sono in altri partiti, perché nel PD c'è un processo analogo, un po' sotto traccia. Ne ha parlato in parte Santini ricordando la dialettica che ci ha legato alle primarie con la proposta di Renzi, che se, da cronista vi dico, se dovesse vincere le primarie Renzi esplode quel partito, avremo un altro Big Bang sullo scenario politico italiano. Diciamo che le prossime settimane saranno settimane molto interessanti, nelle quali capiremo delle cose che oggi appaiono confuse e altre si confonderanno ancora un po' di più, temo, secondo un costume che c'è consueto come italiani. Su una cosa volevo essere chiaro, forse non si è colto bene il passaggio. Va a venire un giornale, e io personalmente sono un direttore, che è stato accusato ugualmente di montismo e di antimontismo. Montismo perché abbiamo sostenuto, e io personalmente sostengo con molta forza, un'azione che ha letteralmente strappato l'Italia da una deriva mortale. E questo non si può mai dimenticare. Noi eravamo arrivati sull'orlo della condizione di non pagare più neanche gli stipendi ai dipendenti pubblici. Immaginate che cosa sarebbe accaduto in questo nostro paese. Pensate forse che un signore come Silvio Berlusconi si sarebbe fatto da parte se non ci fosse stata una condizione di questo tipo, conoscendo il lottatore che è? Si può essere non d'accordo o non d'accordo con lui, è certamente un lottatore, lo stiamo vedendo anche in queste ore. Se lui, pensate che in quel momento si sarebbe fatto da parte se non avesse avuto la percezione netta di quello che si stava pensando sul paese, e consentitemi una battuta anche sulle sue aziende. Le due cose si sono tenute troppo in questi anni. Questo lo dico per chiarezza. E siamo stati ugualmente severi fino al punto di essere accusati di essere antigovernativi tutte le volte che sulla questione del sostegno alle imprese in una situazione nella quale oggettivamente sta mancando l'aria che sono i crediti. Io ho elencato sulle pagine del giornale, raccontandole con pagine di primo piano a partire da lettere che arrivavano da lettori, la difficoltà di riuscire a fare un passo in avanti in un momento di crisi per gente che era in grado di farlo e non riusciva ad avere 100.000 euro di finanziamento dalla banca al momento giusto, rinunciando ad assumere in un momento in cui avrebbe voluto farlo, perché questa è la realtà del paese. Non parliamo, lo dicevo prima, non parliamo solo delle grandi imprese che sono un problema. Santini potrebbe dirlo della Fiat e delle altre cose di cui sono state piene le cronache, e la famiglia. Non si comincia mai una politica per la famiglia in questo paese. Noi la chiediamo da 20 anni a tutti i governi e qualcuno ha promesso, come ha ricordato ieri Monti, anche solennemente, e non ha mai mantenuto. Quando dicevo questo governo avrebbe avuto bisogno di un tasso politico un po' più alto, era un'assunzione di responsabilità sui fondamentali e sulle priorità vere per far ripartire il paese. E se non si torna a investire sulla famiglia, rispettandola, io sono per quella costituzionalmente definita, amici miei, non mi nascondo, per me la famiglia è quella fatta dall'uomo e dalla donna che mettono al mondo dei figli e si assumono la responsabilità di fronte alla società di una cosa tendenzialmente senza una data termine. A me le cose che sono, non sono, chi investirebbe di voi su un'azienda che non si sa se finisce, che può finire con un'email mandata all'anagrafe comunale delle imprese? Perché le unioni di fatto che vogliono incentivare sono unioni tra persone che si sciolgono con un'email inviata, come hanno fatto a Milano, all'anagrafe comunale. Chi investirebbe su una prospettiva dal punto di vista sociale, l'investimento sociale, sostenere la famiglia? Non parliamo mica da cattolici che dicono che deve essere quello canonico, il matrimonio canonico non decide la legge dello Stato su che cos'è e come si fa, ma quello civile, di valore civile, è una cosa che ci riguarda tutti, perché l'investimento sul futuro. Questo paese se è in sboom anche perché non fa più figli, detto fuori dai denti. Io sono figlio della generazione del 58, eravamo 1 milione di bambini che nascevamo ogni anno in questo paese, adesso ne nascono meno all'età, e grazie agli immigrati, se no saremmo ancora più giù. Bisogna che ce le diciamo queste cose. Le realtà cadono per questo. L'ho fatta un po' lunga, però sono cose che mi appassionano. Siccome la battaglia culturale e giornalistica che conduciamo insieme ai miei colleghi in questi anni, isolati e controcorrente, ostinatamente controcorrente, rispetto a un andazzo, fra l'altro, della cupola mediatica che governa questo paese, consentite di dirlo con qualche orgoglio, con qualche chiarezza.
So che ci sono delle altre voci. Artur Carponi vuole intervenire. Una battuta intanto ve la faccio anche su questa storia dello Stato sociale che ricordava. È vero che la spesa sociale europea è altissima, ma proprio siccome siamo in un continente che invecchia, che avrà più bisogno di una rete sociale di solidarietà, lo si fa sostenendo la famiglia, che è la prima rete di solidarietà, e purtroppo i tempi di vita del nostro mondo hanno allentato anche le vicinanze tra le persone, e lo si fa in un altro modo anche, sostenendo quelle iniziative di welfare sussidiario di cui si è parlato prima, che nascono nella società e che vanno incentivate, non vanno penalizzate, come sta accadendo in questo momento. Questa è miopia. Io ringrazio per la parola, sarò davvero brevissimo perché credo che sia un errore di pranzo. Grazie al segretario Lopez per essere venuto a Marino di Piave, che non mi sembra Vienna, o è veramente impressionante anche per la... Sì, beh, veramente. E veramente anche per noi giovani che non abbiamo l'opportunità sempre di vedere dei personaggi di così alto profilo politico è importante vedere che l'Europa non è così lontana come sembra. Io credo che i vostri 3 interventi si possano forse riassumere dicendo che quello del segretario Santilli era l'analisi impietosa ma reale, quello dell'onorevole Canciani era la proposta, una proposta su cui io come giovane che vedo nell'Europa l'unica chance per l'Italia di risollevarsi e di sopravvivere in un contesto globale, sono d'accordissimo. E sono d'accordo anche perché, come politico, perché nel mio piccolo da giovane faccio attività politica nell'UDC, che è uno dei partiti che sono all'interno del PPE. E la prospettiva, l'obiettivo finale, che è quello invece che ha detto il segretario Lopez. Al segretario Lopez però vorrei fare un'altra domanda, che ci desse un pronostico. Nel senso che forse è difficilissimo, ma forse oggi veramente la lotta tra populismo e realtà, tra una proposta seria che è quella degli Stati Uniti d'Europa, ma che è difficilissima da spiegare, e la proposta facile a cui oggi ricorre da un lato Beppe Grillo e dall'altro Berlusconi, che pure nel PPE mi sembra che ci sia dentro col suo partito, si scontrano in una lotta titanica. Secondo lei, visto che è stato molto franco e quindi mi aspetto una risposta anche in questo onesta, ce la faremo? Bene. Stefano Rebellato. Coraggio. Veloce. Le domande sono incalzanti, questa è una domanda diretta, peggio di quella del giornalista. I pronostici poi sono un'arte politica. Buongiorno a tutti, io faccio un ringraziamento. Da un po', da qualche settimana che dentro di me c'è un po' una dicotomia, nel senso che vivo un ossimoro personale. Perché è certo il tempo dell'azione per la politica, però mi viene da dire che deve essere anche necessariamente il tempo della riflessione. Però le due cose non possono stare assieme. Oggi ho fatto un passo importante nel tempo della riflessione, perché qual è la mia riflessione? Il nostro vero problema, per quanto sia banale dirlo, è che purtroppo oggi la politica, come ho sentito dire ieri, fa fotografie. Guarda a 1 metro da sé, non ha il coraggio di guardare l'orizzonte, non ha il coraggio di guardare col binocolo e di programmare, di costruire. Questo perché? Perché spesso è obbligata ad annacquare quello che è il suo progetto, quello che sono i suoi valori, quello che è il suo reale disegno. Io spero che questo, che il manifesto, di cui abbiamo parlato oggi, possa essere di nuovo una vera partenza per costruire qualcosa, per disegnare qualcosa di importante, di tanto grande, perché facciamo fatica a capire cosa vogliamo farne di questa Italia. Arrivare a parlare poi di Europa a me francamente un pochino fa paura, per quanto affascini e per quanto lo ritengo necessario. Ultima cosa, manifesto con la barra dritta sui valori, manifesto per avere bene idea di dove si vuole arrivare e che cosa si vuole costruire, e quindi ritornare a avere coraggio di parlare di valori cristiani, di dottrina sociale della Chiesa, di famiglia, per poi arrivare anche a parlare di giovani. Ecco, questo credo sia l'altro passo di coraggio che noi dobbiamo farlo non solo tra di noi, ma anche fuori da questa stanza. Grazie. Ci sono una risposta che fuori. Ma è come una parola di speranza, diciamo così. No.
prima domanda sì. Te dico, questione di lingue, mai dire a un politico spagnolo di essere franco. Te dico, vinceremo sicuro, è la strada lunga. Questo che si sta facendo, le riforme che sta facendo Monti, che sta domandando la Merkel nell'altro posto, ora io dico, è il tempo anche di questo scambio, di fare una recuperazione economica che non si fa, l'ho sentito bene, mi è piaciuto moltissimo, non si fa con la legge, sino con l'iniziativa che si deve premiare, questo che vi stavo parlando dell'iniziativa dei giovani imprenditoriali, tal e qual, che dobbiamo favorire del Partito Popolare Europeo. Sarà una recuperazione lenta, sì, niente può essere che sia democrata, però i miracoli qui alla questione economica e politica crediamo, ma stiamo un po' ancora in 3 anni di recuperazione, ok? Comincerà, io vedo di cose positive all'economia italiana, non ho nessun problema con la questione di esportazione, so il senso internazionale delle esportazioni italiane, questo mantiene l'Italia, anche la Spagna li mantiene del suo mercato privilegiato con la Sud America e tal, no? Però io vedo un po' di, comincio a vedere, specialmente la questione internazionale, di sintomi positivi, e tutte le riforme, tutti i sacrifici che noi abbiamo fatto, anche ora si ha una risposta europea, andremo meglio. Questo stiamo lottando, sta lottando il governo Monti, se lo facciamo come Hollande a me mi parece bene. Io, a differenza dei ideologisti, come si dice, comunisti ed altri, io penso, sto aperto quando è la fortuna della famiglia, quando è la fortuna, come diceva Isidoro, del figlio e tal, se dobbiamo fare la collaborazione con Hollande mi parece benissimo, non ho nessun problema. Una cosa è che Hollande ha promesso qualche cosa in Francia che mai ha cumplito, ma sta lavorando con Monti e con Rajoy, per esempio, per la questione dell'unità bancaria e la pugno fiscale. Benvenuto. Che il socialista che me la frega, sia per il futuro dei nostri figli, sia il futuro della nostra età, avanti. Questo penso che è più popolare, più popolarismo, e questa è la soluzione. Io credo che io ho usato la parola pavore di intervento, paura è vero che la costruzione europea, ciascuna volta che è andato di più in allargamento, fa un po' più di paura, il senso di perdita della nostra identità regionale, locale. Questo succede in tutto intorno dell'Europa, questo senso di paura. Dobbiamo vincere questa questione psicologica che io ho sentito moltissimo. L'allargamento dell'Europa, per esempio, la Croazia, 28 Stato membro dell'Unione Europea, l'allargamento è buono per l'economia se si sa approfittare, è buono per l'intercambiamento di persone, di lavoratori, tal e qual, sì, si approfitta bene. Questo non deve essere l'allargamento all'Europa dell'Est semplicemente per l'opportunità economica di un solo paese, sino per tutti noi. Io vedo l'imprenditore italiano sempre presente in questi paesi, molto di più. Io sempre mi quejo, come si dice, io faccio un grande problema alla Spagna che mi dicono guarda gli imprenditori italiani, sono tutti a Romania, a Bulgaria, a tutti i posti, a Croazia, stanno presenti in tutti i posti. Noi no, la Spagna è fortissima per questo, non è così nel senso dell'iniziativa. Grazie. Allora, una propensione italiana a non arrendersi anche nei momenti di difficoltà, abbiamo visto che gli ultimi dati sull'esportazione sono importanti. La stessa domanda, la stessa parola di speranza, la provocazione di Artur Carponi, la propongo a Giorgio Santini e poi a Toni Gaggiana per chiudere il nostro giro. Sì, ci vuole molta fiducia nella capacità di cambiare, però io credo, per pensare di avere un orizzonte come tutti vorremmo e tutti dobbiamo contribuire che sia positivo, e io su questo credo che il messaggio
che anche stamattina è uscito, ma il messaggio di questi mesi sia un messaggio che i partiti si debbono davvero rinnovare, e dalla società civile, che guardate, io non penso che sia di per sé il luogo della positività, mentre la politica è il luogo della negatività. Le cose sono come sempre molto mescolate, però in questi mesi, in queste ore, sta venendo da diversi punti di vista. Io prima vi rappresentavo quello che abbiamo detto a Todi, dove erano presenti il mondo del lavoro, gli artigiani, le cooperative, il mondo delle campagne raccoglierenti, insomma tutte le varie espressioni dell'economia e del lavoro che hanno l'ispirazione alla dottrina sociale della Chiesa. Viene questo messaggio alla politica che sappia cambiare. Io torno un attimo indietro, guardate, perché secondo me c'è una ferita profonda che la politica ha su di sé in questo paese, che è il vero punto dove ha perso credibilità. Il 16 novembre dell'anno scorso nasce il nuovo governo. La ragione Tarquinio nasce in una situazione, adesso lo possiamo dire, visto che non è successo, che davvero non si facevano le paghe il 1° dicembre successivo. Cioè voi pensate l'Italia del 2011, se il primo che il mese successivo, cioè il mese di dicembre, non si facevano le paghe per 5 milioni di persone che lavorano nel settore pubblico, che significa scuole, ospedali, funzionamento, tutto quello, cioè questo era, quindi eravamo nel momento in cui, come dire, in una famiglia, facendo un esempio, proprio c'è la disperazione più nera. Bene, in quel momento, guardate che è importante questo, perché i partiti che hanno chiamato il medico, affidandogli il lavoro del medico, che come dice il proverbio non può essere pietoso, chiaro, io parlo molto chiaramente, ma perché i partiti non si sono assunti la responsabilità di entrare in quel governo? Perché? Perché? Guardate che hanno perso lì la faccia nei confronti del paese, l'hanno persa lì. Troppo comodo criticare dopo. Monti ha fatto sicuramente tantissimi errori, soprattutto non ha la possibilità, ammesso che ne avesse l'intenzione, di fare delle scelte se non quelle obbligate. A noi, come sapete, non siamo ancora ripresi, perché ha dato una mazzata tremenda sulle pensioni, perché era l'unica possibilità che aveva di trovare rapidamente in un bilancio che è ingestibile quei soldi da mettere sostanzialmente come garanzia, che sono 252 miliardi all'anno che si spendono nel sistema previdenziale, peraltro risorse accumulate con i contributi, no, però nel giro del bilancio sono del bilancio, bloccando lì quella spesa, togliendoci 15-20 miliardi all'anno di quella spesa, col fatto che non esce più la gente, ha messo la garanzia che il bilancio stava in piedi. E quelle altre cose che ha dovuto fare. Tutto il resto, però, quello che comportava delle scelte, per esempio, guardate che sarà il tema dei prossimi 10 anni, questo paese non si salva se non decide se è più importante il lavoro e l'economia sana o la rendita, di tutti i tipi, quella diciamo così che tutti conosciamo, finanziaria, speculativa eccetera, ma poi il paese è pieno di tante altre rendite intrecciate con la vita. Lì bisogna scegliere se è dalla parte del lavoro o dalla parte di chi crea il lavoro, cioè dell'economia sana, e questo permette di rispondere anche ai problemi della famiglia, di tutto quello che è collegato, perché è da lì che parte la possibilità di costruire. Questa scelta ovviamente un governo chiamato esattamente come il medico, con un prontuario da fare, non lo poteva fare, ma se i partiti fossero entrati l'avrebbero potuto fare. Guardate che nei nostri tempi si dice il tempo è poco. Come il tempo è poco? Novembre 2011 arrivare ad aprile 2013 è un anno e mezzo, che è un'epoca in questo momento, è un'epoca, è un periodo molto lungo. Allora da questo punto di vista io credo che se i partiti, come io auspico, perché io credo nella democrazia dei partiti diversi da come sono stati, e sicuramente
non ripartono da qui. Allora, il monito che può venire dal basso non è quello di un protagonismo per cui no, io sono più bravo di te, vengo al posto tuo, eccetera. Assolutamente no. Servono dei partiti che portano avanti dei problemi veri e costruiscono delle soluzioni e imparano ad andare d'accordo e buttano sul cestino la deriva ideologica che ha veramente rovinato questo paese, perché in nome, no, guardate, ogni volta, pensate agli ultimi 20 anni, adesso possiamo dirlo, si è pensato solo a fare coalizioni che vincessero le elezioni, minimamente a dire ma perché vinco le elezioni io? Passatemi un termine fuori moda, ma io lo uso, per servire il mio paese o per fare largo a chi ha possibilità di andare avanti, il lavoro, l'economia, le persone, le famiglie, le comunità, o per farmi largo? La risposta è stata sempre la stessa. Regolarmente, dopo pochi mesi, le coalizioni che vincevano le elezioni andavano in crisi al loro interno. E poi, siccome non ci facevamo mancare niente, abbiamo fatto anche agonie prolungate in decenni, in anni lunghissimi. Pensate anche a quest'ultima legislatura, provate a pensarla e a scandirla. Sembra la storia di quello che dei 10 piccoli indiani che vengono uccisi uno a uno, ma dalle vendette interne però, non dal nemico esterno. Cioè una follia pura. Allora, tutto questo bisogna proprio resettarlo. Perché erano successo i linguaggi estremi? Quello che io non condivido di Grillo, quello, come dire, corrosivo ugualmente di Renzi. Perché dicono in fondo, con un linguaggio, ripeto, non condivisibile, dicono quella parola, bisogna resettare, bisogna ripartire, questa cosa qui va cancellata, bisogna farne un'altra. Poi sono tutti deboli nel come farla, no? E non condivisibili, in particolare la proposta del Movimento 5 Stelle, però il punto è questo. E allora, da dove può venire questa possibilità di cambiamento? Dal fatto che quello che rappresenta nella sua azione la società civile, il lavoro, l'economia, la famiglia, la cooperazione, le cose che venivano dette, entrino seriamente in questa agenda politica e soprattutto cambi lo stile. Lo stile è quello, no, l'ha detto molto bene lui, trovare le soluzioni, fare alleanze con chi è disponibile a trovare delle soluzioni, a cambiare atteggiamento e a trovare delle soluzioni. Io penso personalmente che non avrà grande fortuna quella che Marco Tarquinio chiamava la gioiosa macchina da guerra adesso della sinistra, perché lì il tasso di cambiamento è pari a zero. Cioè ci sono stati anche loro in questi 20 anni e hanno contribuito anche loro a creare la situazione così negativa che si è creata. Devono avere la forza di cambiare anche loro, non è che sono dei maestri che adesso ritornano e insegnano, perché non è così che funziona. Così come anche dalla parte di qua dello schieramento va fatta, no, veniva detto anche degli interventi, una profondissima autocritica, senza che nessuno possa insegnare ad altri, ma mettendosi al servizio di un cambiamento che però ci deve essere, partendo da valori semplici e seri: il lavoro, l'economia sana, la famiglia, le persone, le comunità, che sono gli elementi che ci potranno portare fuori da questa difficoltà. Ecco, io credo che una finale come questa dovrebbe essere chiusa la mattinata. Volevo solamente rispondere a un attimo sul tema della crescita. Fatemi fare questo passaggio, perché io ce l'ho nel cuore, ce l'ho nelle mie azioni quotidiane. Quando noi parliamo di crescita europea in questo caso, io sento sempre dire mercato unico, sempre dire cercare la competitività, che sono fondamentali per la crescita. Solamente che noi siamo in un momento, diciamo, straordinariamente negativo, che aspettare i tempi di questo, di avere i risultati di questo, credo che non ci porti, diciamo, nelle condizioni verticali all'obiettivo. Verticali in senso fisico, cioè voglio dire aziendale. Quindi quando i ragionamenti che stiamo facendo in Europa per dire, ma che dico al mio collega, ma tu cosa intendi per crescita? Quando mi dice questi ragionamenti, che condivido perfettamente, cioè fanno parte del nostro programma, cioè non ho un minimo dubbio, però tu pensi che noi riusciamo a farcela ad arrivare ad avere questi ritorni? Io credo di no. Oggi c'è la necessità di avere un piano straordinario, e il piano straordinario, a mio avviso,
è quello che andiamo oltre le poste di bilancio che abbiamo a disposizione. Allora io quando dico alla Merkel che non condivido proprio, come diceva Isidoro, quello che ha detto a Bucarest, perché innanzitutto lei ha avuto bisogno per il passato e dovrebbe anche rendersi conto, come diceva prima Lopez, ma qual è il punto che io lo condivido sulla Merkel? Io non chiedo alla Merkel dei bond, cioè del denaro europeo comune per pagare i miei debiti del passato. Io sto chiedendo dei bond, sto chiedendo del denaro fresco europeo che si può benissimo avere per guardare il futuro. Noi stiamo programmando le reti tecnologiche, stiamo programmando una marea di infrastrutture fisiche e non fisiche che non realizzeremo mai, se non in tempi che verranno. Siamo superati tecnologicamente da tutti ormai, parlo di Europa, e nello stesso momento non diamo lavoro alla nostra gente. Ma non è arrivato il momento di andare sul mercato finanziario con 2-3 punti di PIL, non parlo di esagerazione, in un dopoguerra o nella guerra come stiamo vivendo in questo momento economica? Ma non è il momento di fare un ragionamento serio per dire noi oggi dobbiamo trainare questa economia, trainare questi progetti di finanza, trainare questo pubblico privato come Europa, perché non c'è un euro in nessun Stato, in nessuna regione dove prima erano quelli che trainavano questi lavori. E allora la domanda, e poi qualcuno mi dice non facciamo debiti, perché qualcuno sta meglio di noi, ha i conti a posto e quindi non ha bisogno di piani straordinari. Ma la solidarietà barra competitività dovrebbe metterci in condizioni di avere questo piano straordinario, e che poi non sono debiti, perché se noi andiamo a finanziare progetti sostenibili dal punto di vista economico, sociale e ambientale, ci sarà un break-even di questi progetti, ci sarà un momento in cui c'è un ritorno. In quel momento là io ritorno di quanto ho speso. Secondo me qua è il ragionamento che noi dobbiamo far capire ai nostri colleghi, che è arrivato il momento di questo piano straordinario per la crescita. È quello che ti dà l'ossigeno per mantenere in piedi le regole che noi abbiamo già approvato e che non stiamo camminando parallelamente. Chiudo questo ragionamento riassumendo per dire, guardate che questa mattina, se la riteniamo come è apparsa finora una mattina utile, dobbiamo anche andare via e poi dire cosa facciamo domani, perché sennò è la solita, diciamo, assemblea che passa. Questo fare nostro domani, a mio avviso, nel riassumerlo, è un tavolo veneto, un tavolo del nord-est, che si porti dietro questi foglietti, diciamo, che avete in tasca, a mio modo di vedere, poi se qualcuno, diciamo, ha qualcos'altro lo dica, dove sono indicati, diciamo, attraverso il PPE un cammino molto chiaro sui valori, sull'importanza di quella che è la nostra funzione, ed è l'elemento discriminante del tavolo. Dopodiché io credo, se siamo responsabili, perché se non lo siamo torniamo a casa ai fatti nostri e ognuno si arrangia, io credo che è l'opportunità unica di mettere assieme quelle idee, di mettere assieme quella società che pensa a livello nazionale di avere meno Stato, metà parlamentari, una Camera, metà regioni, più grandi, in maniera che ogni regione possa regolamentare il proprio territorio, più società, più partnership pubblica-privata, più crescita, più denominatore, non solo rigore, equità, meno tasse, per fermare questo declino. Solidarietà senza responsabilità, diceva prima Isidoro, che condivido, non può stare a piedi. Questa piattaforma, e concludo, questa piattaforma politica ha bisogno, qualcuno mi dice, anche di un leader. Costruiamola intanto nei tavoli. Dopodiché io credo che se saliamo con queste idee, con questa forza, il monti politico potrebbe essere una soluzione importante per il futuro, importante e da non trascurare. E questa piattaforma politica dovrebbe avere un corpo, e qua lo dicono in tanti, ma a noi spetta portare un contributo affinché abbia un'anima e un cuore.
perché questo è il nostro apporto che dobbiamo portare su questi tavoli. Questa è la Terza Repubblica. Qui sono grato per l'invito che mi ha portato a partecipare a questa riflessione comune. Credo che abbiate colto la complessità delle questioni. Però il segretario generale del PPE ci ha aiutato a vederle in uno scenario più ampio. Santini, con la sua esperienza di uomo del sindacato e delle organizzazioni sociali, ci ha aiutato a leggere su quanta passione e quanta opportunità. Credo che siano tempi maturi, perché maturi qualcosa di importante. Cioè, lo dico da osservatore interessato e preoccupato su quello che ci sta davanti. Credo che abbiamo le cose che diceva adesso Tony Cancian sembrano richiedere molto tempo. In realtà il tempo è relativamente poco. Si può fare presto e bene se c'è una grande umiltà e una grande consapevolezza di quello che sta davanti al paese e dei rischi che si corrono, e se si hanno riferimenti alti. Io sono uno di quelli, per cultura e per visione, che continua a ritenere che il Partito Popolare Europeo possa essere uno di questi riferimenti, perché nel momento in cui si azzerano le vecchie case politiche nazionali e si cerca di costruire qualcosa che abbia radice e faccia solo del meglio di quello che c'è stato nella cosiddetta Seconda Repubblica, non si può non avere un riferimento alto, solido, e nel quale gli italiani devono tornare a dare il contributo che hanno dato nei decenni passati e che purtroppo negli ultimi anni era stato intermittente. Grazie per questo.